Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Rassegna stampa dell'1 di ottobre del 2020 e naturalmente tutto va bene. Va bene soprattutto se frequentate il sito radiorpl.it. Potete capire come ascoltarci, già lo fate naturalmente, ma serve anche per chi ha altre possibilità e per comunicarlo ad altri, come per esempio ce l'hai il DAB, la radio digitale? Oppure il canale 740 della TV digitale terrestre, smartphone e tablet. È facilissimo, scaricate l'app di RPL La Tua Radio per Android e iOS, Google Play o App Store. Radio Player Italia, altra app per ascoltare RPL e altre radio naturalmente, da Google Play e da App Store, sul desktop, sul sito appunto radiorpl.it, installando la skill per Alexa, smart speaker Amazon Alexa di RPL La Tua Radio, sull'auto, Android Auto e Apple CarPlay, scaricando la app di RPL La Tua Radio e collegando lo smartphone al sistema Android o Apple CarPlay. YouTube e Facebook, la diretta in questo momento per quanto concerne anche la possibilità di vedere l'edicola che stiamo sfogliando a momenti tra poco. radiorpl.it, il nostro sito, ma anche per capire come sostenere la radio, che è un capitolo che dobbiamo riaprire da capo perché qui bisogna fare tante cose e farle bene, mentre l'ANSA.it apre la sua prima pagina con la curva del contagio che è stabile, 1851 casi in più, 19 le vittime, 105.000 i tamponi. E poi secondo titolo, la maggioranza divisa sul fisco, Autostrade per l'Italia, irritazione del governo sul caso delle Autostrade per l'Italia e sul dossier appunto di Atlantia. Un Consiglio dei Ministri entro 10 giorni, o progressi o la revoca della concessione, che è lo spauracchio agitato più volte dal governo Conte 2. Si apre il cantiere della manovra, si lavora a nuovi sgravi fiscali, 6 miliardi per l'assegno unico, si vedrà la manovra di finanza pubblica o la finanziaria autunno-invernale. La riforma dell'IRPEF divide e la NADEF, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, alla Camera il 14 ottobre. Morto Chino, il papà di Mafalda, il disegnatore argentino, aveva 88 anni, aveva avuto un ictus nei giorni scorsi. E poi l'Atalanta show all'Olimpico, la Lazio travolta 4-1 dalla squadra di calcio aerobica Gosens Hatebor, una doppietta di Gomez, stendono i laziali, mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, Pompeo vede Conte e Di Maio e scontro Vaticano-Stati Uniti sulla Cina. 2 senatori dei 5 Stelle positivi al coronavirus, si fermano i lavori al Senato, forse anche per domani, non erano previste in settimana sedute d'aula, mentre Christine Lagarde, Banca Centrale Europea, apre alla revisione dell'obiettivo di inflazione. Non è più adeguata la formula al di sotto ma vicina al 2%, insomma l'inflazione non è più un tabù, ma la Germania non ci sta. Sempre in tema di Covid-19, in Spagna lockdown parziale in tutta la capitale, Madrid. Il governo spagnolo annuncia l'accordo per estendere le misure anti-Covid dopo l'impennata di contagi. In Francia, Parigi, Lione e Lille verso l'allerta massima. In Belgio superate le 10.000 vittime, terzo al mondo per tasso di mortalità. Sul vaccino antinfluenzale 12 dosi a farmacia, boom di prenotazioni. È corsa contro il tempo per avere quote più ampie, dice Federpharma. Per la popolazione attiva che non fa parte delle fasce protette e non ha diritto al vaccino gratuito contro l'influenza, ci sono 12 dosi a disposizione per ogni singola farmacia italiana. Il conto è fatto, dice Federpharma, dividendo 250.000 dosi indicate dalla conferenza Stato-Regioni per le farmacie sul territorio, comprese quelle comunali, che sono 19.330. Lasciamo l'agenzia ANSA con il caso Vannini. Antonio Ciontoli, condannato a 14 anni, riconosciuto il reato di omicidio volontario con dolo eventuale. La moglie e i 2 figli di Ciontoli condannati a 9 anni e 4 mesi per la morte di Marco, avvenuta alla Dispoli nel maggio del 2015. Poi c'è la motovedetta italiana speronata dal peschereccio, aperto il fuoco dopo un inseguimento, bloccato dai finanzieri e dalla Capitaneria di Porto. Arrestato il comandante. Un'unità della Guardia di Finanza italiana ha aperto il fuoco contro un peschereccio tunisino che non si è fermato all'alt e ha speronato una motovedetta. Il peschereccio,
Mohammed Hanmed, dopo l'inseguimento in acque internazionali, è stato bloccato dalle fiamme gialle che l'hanno condotto a Lampedusa. Il motopesca aveva calato le reti a 9 miglia circa in acque territoriali italiane dalla costa di Lampedusa. È scattato il controllo da parte di Guardia Costiera e Guardia di Finanza, ma il natante non solo non si è fermato, ma ha anche speronato una motovedetta italiana. È scattato l'inseguimento in acque internazionali, scrive l'agenzia ANSA. E lasciamo l'ANSA per dare uno sguardo invece alla prima pagina dell'ADNCronos.com. Apertura sullo stato d'emergenza. Il governo va verso la proroga fino a fine gennaio dello stato di emergenza. A quanto apprende l'ADN Cronos, l'ufficialità non c'è ancora, ma durante l'incontro tra il Premier Conte e i capi delegazione subito dopo il Consiglio dei Ministri si è parlato della proroga dello stato d'emergenza che per ora è ferma al 15 ottobre. Se finora si era parlato di proroga al 31 dicembre, nel corso della riunione si sarebbe ragionato, scrive l'ADN Cronos, sull'opportunità di andare ben oltre la fine dell'anno, visto che la fase di convivenza col virus è destinata a durare ancora a lungo, scrive l'ADN Cronos, una sensibilità condivisa dalle forze di maggioranza. Il governo starebbe valutando di prorogare lo stato d'emergenza fino al 31 gennaio del 2021. Poi scatta il semestre bianco, sia lecita la battuta, un mese in più rispetto alle ipotesi circolate negli ultimi tempi. La proposta sarebbe stata valutata positivamente, così lo stato d'emergenza taglierebbe l'infelice traguardo di un anno, visto che venne decretato il 31 gennaio del 2020. Il democratico Franceschini, ministro della Cultura, avrebbe poi sottolineato nella riunione del Consiglio dei Ministri la necessità di spingere su Immuni, la app per la gestione dei contatti, dei tracciamenti nell'emergenza Covid, e così, raccontano alcuni presenti al Consiglio dei Ministri, il guardasigilli Bonafede avrebbe lanciato un'idea, una maratona televisiva per invitare gli italiani a scaricare l'app Immuni, spingendo l'acceleratore sui download, sugli scaricamenti, una sorta di Teleton dedicata a Immuni, con tanto di contatore sullo schermo per visionare il numero di italiani che aderiscono all'iniziativa. Che bello. Mentre la ADN Cronos mette in primo piano anche la questione cinese e l'ambasciata a Roma, gracchiante Pompeo metta fine al suo show, dice l'ambasciata cinese in Italia, contro il segretario di Stato americano. Mentre dal Vaticano la verità nascosta di Monsignor Perlasca sul caso Becciu. Perlasca è stato per 11 anni vicino a Becciu, prima una lettera al Papa per lo scandalo, dopodiché la voglia di aiutare il Papa a fare chiarezza, quindi le confidenze a un cardinale che lo hanno portato a decidere di rispondere alle domande degli inquirenti. Protagonista del terremoto in Vaticano che ha portato alle dimissioni del cardinale Becciu è Monsignor Alberto Perlasca, ex braccio destro di Becciu all'epoca in cui era sostituto agli affari generali, capo ufficio amministrativo della Segreteria di Stato, già indagato e impeculato in concorso con Gianluigi Torzi e Raffaele Mincione, i due faccendieri, in relazione all'investimento di 454 milioni di euro dall'obolo di San Pietro. A quanto apprende ADN Cronos, sarebbe Perlasca l'uomo del mistero intorno al quale stanno girando da settimane indiscrezioni circa le rivelazioni dettagliate che hanno portato il Papa ad accogliere le dimissioni di Becciu. Il Monsignore avrebbe raccontato a un porporato numerosi retroscena sugli anni trascorsi al fianco di Becciu alla Segreteria di Stato, gli stessi che poi avrebbe riferito agli inquirenti vaticani che l'hanno ascoltato. Parole che necessitano di riscontro, ma al momento sono un atto d'accusa nei confronti del cardinale dimissionario. Quindi è Perlasca la gola profonda, chiamiamola così, sul caso Becciu. Per quanto riguarda Autostrade per l'Italia, la solita storia della revoca, e poi ancora il Vaticano su ADN Cronos, doppia indagine della Guardia di Finanza su Sloan Avenue e riciclaggio, il finanziere Mincione indagato. Infine, la cosa che ha colpito oggi, o meglio, ha colpito fino a un certo punto perché se ne parla sì ma non tanto, ed è una cosa grave. Cirio, il presidente del Piemonte, come Aldo Moro, ostaggio delle Brigate Rosse, trovati volantini a Torino. Il volto del presidente della regione Piemonte al posto di quello di Aldo Moro in alcuni volantini apparsi nei pressi del centro sociale Ascatasuna e subito rimossi dalla Digos. Le intimidazioni non ci fermano, ha detto Cirio. Solidarietà di Fratelli d'Italia, Lega e Partito Democratico. È la Stampa oggi ad occuparsi di questa questione di Cirio come Moro,
trovati appunto volantini a Torino. La Stampa di Torino se ne occupa. Qualcuno forse pensa di fermare il Piemonte e i piemontesi con intimidazioni, ma ci ha insegnato Aldo Moro, la vera libertà si vive faticosamente tra continue insidie, la nostra terra va avanti. Così il presidente del Piemonte, Cirio, per commentare i volantini trovati incollati sulle pareti esterne del centro sociale torinese Ascatasuna, luogo simbolo del cosiddetto antagonismo, fotomontaggi, 5 in tutto, che sostituiscono il volto del presidente Cirio a quello dell'onorevole Moro nella fotografia diffusa dalle Brigate Rosse dopo il rapimento, sotto la frase "i cosplayer che vogliamo". Il riferimento è al cosplay, la pratica dei fan di indossare i costumi dei personaggi dei fumetti giapponesi, come dire che Cirio dovrebbe indossare i panni di Aldo Moro. Minacce, dice Cirio, che si aggiungono a quelle rivolte in queste ore a rappresentanti della giustizia e di altre istituzioni dello Stato. A Torino si respira un clima teso. L'altro giorno una busta con 2 proiettili recapitata ad Elena Bonu, magistrato del Tribunale di Sorveglianza, che nei giorni scorsi aveva firmato l'ordinanza di carcerazione per Dana Lauriola, portavoce del movimento NoTav ed esponente del centro sociale Ascatasuna, negando le misure alternative. Un segnale allarmante, la scorta al magistrato. Ieri notte, intorno al Palagiustizia, fermati 2 attivisti NoTav, dopo aver incollato una ventina di volantini firmati da un sedicente nuovo Partito Comunista Italiano contro esponenti delle istituzioni accusati di far parte della mafia del TAV. Poco dopo è stato ritrovato il fotomontaggio contro Cirio. Episodi su cui indaga la Digos. Secondo gli investigatori, scrive oggi La Stampa, sarebbero azioni slegate tra loro. Da un lato le minacce a Cirio, dall'altro il fermento NoTav legato al centro sociale Ascatasuna. Episodi che ruotano intorno alla casa occupata di Corso Regina Margherita a Torino, Tempio Nazionale dell'Autonomia. Per celebrare i 20 anni di quel luogo, nel novembre del 16, era stato ospitato il fondatore delle BR, Renato Curcio. Ieri, mentre erano in corso perquisizioni sulla vicenda dei proiettili, la politica reagiva ed esprimeva solidarietà al presidente del Piemonte, scrive oggi La Stampa. Noi lasciamo anche l'ADN Cronos, dopo Cirio ritratto come Moro, il Vaticano e il cardinale Pell che torna a Roma, l'addio a Chino, il disegnatore papà di Mafalda, e poi ancora i sindacati della scuola che chiedono lo stop al concorso. Con questo andiamo a vedere poi i quotidiani di oggi e come al solito partiamo dal Corriere della Sera. Ci arriviamo subito, però prima del Corriere della Sera io vorrei segnalare alcuni articoli che mettiamo in primo piano perché mi hanno colpito particolarmente stamani. C'è un bel reportage di Pietro Del Re su Repubblica, di nuovo per il secondo giorno dal Nagorno-Karabakh. Non lo stanno coprendo in molti. Questo quanto sta avvenendo tra Armenia, Azerbaigian e Turchia non lo stanno coprendo in molti, quindi a maggior ragione è pregevole la corrispondenza di Repubblica. Il pezzo di Pietro Del Re, tra i disperati in fuga sul confine azero. Baku, cioè l'Azerbaigian, non ha pietà. Ero in cortile a raccogliere pomodori, mia moglie si trovava in cucina, una scheggia le è entrata nel cuore, dice Gregorian Mavrik, nella sua casa distrutta dai razzi azeri. È un armeno naturalmente. Il razzo ha sfondato il tetto della loro vecchia casa in pietra e legno e ha centrato la camera da letto. Io ero in cortile a raccogliere gli ultimi pomodori, mia moglie, Bela, si trovava in cucina e una scheggia le è entrata nel cuore, dice con gli occhi lucidi di pianto Grigorian Mavrik, un esile pensionato di 72 anni, vittima, assieme alla donna che ha sposato 50 anni fa, della pesante offensiva lanciata dagli azeri contro il Nagorno-Karabakh domenica scorsa. Nella cittadina di Mavrik, Martuni, a 5 chilometri dal confine con l'Azerbaigian, racconta Pietro Del Re su Repubblica, non ci sono basi militari, né caserme né depositi di armi, eppure martedì mattina l'artiglieria pesante dell'Azerbaigian si è accanita su questo piccolo centro agricolo, afflitto da una miseria post-sovietica, a tanti anni dalla fine dell'Unione Sovietica, questo la dice lunga, e che sorge dove finisce la pianura, contro il primo saliente del Caucaso. Siamo in guerra da decenni e ho perso il conto dei tanti morti che ho visto,
ma non sopporto l'ipocrisia dei nostri nemici azeri, i quali giurano di voler risparmiare i civili, mentre è proprio contro di loro che infieriscono per primi, dice Maverick, accompagnandoci lungo una stradina che si arrampica verso la montagna per mostrarci le valli brulle e disabitate dell'Azerbaigian. Dopo il pesante bombardamento di 2 giorni fa, racconta ancora Pietro del Re su Repubblica, la maggior parte degli abitanti di Martuni è fuggita verso Stepanakert, la capitale dell'autoproclamata Repubblica, dove la notte scorsa le sirene antiaeree hanno risuonato più volte. In centro, vicino al teatro comunale, incrociamo pochi soldati del misero esercito locale. Indossano uniformi spaiate, sembrano disarmati, come quelli che vediamo presidiare in un paio di avamposti recentemente creati in fattorie deserte o appena requisite. I muri di molti palazzi ed edifici pubblici presentano i fori provocati da proiettili di ogni calibro. Non saprei a quando risalgono questi buchi, dice ancora il povero Maverick. A saperli decifrare, racconta l'inviato di Repubblica, sulle pareti di Martuni si potrebbe leggere la storia delle numerose battaglie di questa guerra, iniziata 30 anni fa, 30.000 morti. E ancora irrisolta, 30.000 morti, ripeto. Nel nuovo capitolo del conflitto armeni-azeri per il controllo dell'enclave del Nagorno-Karabakh si combatte ormai da 4 giorni e il raggiungimento del cessate il fuoco appare lontano. Ne parleremo qui a RPL, probabilmente in Zoom con Antonino Danna, con Antonia Arslan, con Vittorio Robiati Bendaud, forse anche con l'ambasciatrice armena, oggi intervistata meritoriamente dal quotidiano La Verità, pagina 17, se ne occupa Gianluca De Maio. L'ambasciatrice armena Zovinar Amborzumian, ambasciatrice in Italia, parla della questione e naturalmente in primo piano c'è il ruolo della Turchia che appoggia gli azeri contro gli armeni. Erdogan pericoloso, destabilizza anche il Caucaso. Il ruolo della Turchia è distruttivo, a causa sua il Mediterraneo diventa sempre più a rischio. Il ruolo della Turchia, uso un eufemismo, è distruttivo come sempre. Purtroppo la Turchia sta diventando sempre più pericolosa. È diventata un esportatore di instabilità in diverse regioni mediterranee, africane, asiatiche. Al momento la Turchia sta cercando di esportare questa politica anche nel Caucaso meridionale, dice Zovinar Ambarzumian, ambasciatrice straordinaria plenipotenziaria della Repubblica d'Armenia in Italia, che commenta oggi con La Verità il conflitto tra Armenia e Azerbaigian in Nagorno-Karabakh. Mentre a proposito di highlights, chiamiamoli così, c'è da segnalare anche un articolo assai interessante in cronaca lombarda del Corriere della Sera. Adesso, per chi ci sta seguendo, lo vediamo subito. A pagina 10 del dorso milanese del Corriere della Sera di oggi c'è il racconto di questa signora italiana che è andata in Siria perché pensava che lo Stato islamico fosse un paradiso, era un inferno. Credevo fosse un luogo idilliaco, andare in Siria è stato un errore, dice Alice Brignoli, fuggita con la famiglia per unirsi all'ISIS dalla Lombardia. Volevamo tornare indietro, ma era impossibile. La prima domanda l'ha fatta lei, ha chiesto come stessero i suoi figli. Quando ha avuto la certezza che l'orrore era un ricordo lontano, ha iniziato a parlare perché aveva paura, naturalmente, per i propri figli. Ci aspettavamo un posto idilliaco per gli islamici, con case e scuole. Abbiamo trovato solo guerra. Andare in Siria è stato un grosso errore, dice Alice Brignoli, 42 anni, nel 2015, fuggita da Bulciago, Lecco, col marito e 3 bambini di 6, 4 e 2 anni all'epoca per unirsi allo Stato islamico, ieri interrogata in carcere a San Vittore. Mentre lasciamo a questo punto gli highlights, per così dire, e andiamo a vedere alcuni articoli particolarmente degni di nota a mio giudizio, per andare a vedere invece la prima pagina dei quotidiani di oggi. Partiamo come al solito, come dicevamo, dal Corriere della Sera. Il quotidiano di Via Solferino apre con 2 questioni: i conti segreti del Vaticano, Fiorenza Sarzanini e Gian Guido Vecchi se ne occupano. Dai verbali dell'inchiesta emerge la guerra tra alti prelati per il controllo del Dio uno e quattrino, cioè del soldo. In un'informativa, il finanziere Mincione già nel 2013 era definito moralmente inadatto e perciò ottimo per gestire il Dio quattrino. Intanto è scontro tra la Santa Sede e la Casa Bianca, dopo il rifiuto del Papa a ricevere il segretario di Stato americano Mike Pompeo, perché ha detto il Papa: io non ricevo gente che fa campagna elettorale, durante la campagna elettorale.
Il cardinale Gallagher dice che Trump cerca di strumentalizzare Papa Francesco. E sempre dal Corriere l'altro titolo principale, intanto c'è la vignetta di Giannelli, no? Perché fa ridere sempre. Ci sono due tizi, uno col giornale in mano, quell'altro di fronte a lui, dice il primo col giornale in mano: sospese le commissioni in Senato, 2 senatori 5 Stelle sono risultati positivi. E l'altro risponde: incredibile. Io non l'ho capita, voi l'avete capita? Fa ridere? Boh. Sospese le commissioni in Senato, 2 senatori 5 Stelle sono risultati positivi, incredibile. Boh. Sarò tarato io, ma è troppo elevata per il mio modesto livello questa vignetta straordinaria, come sempre, come tutti i giorni, dell'inimitabile, inarrivabile Giannelli. Boh. Comunque, al di là di questa straordinaria battuta, ci sono 2 positivi in Senato, appunto, fermati i lavori. Ma oggi torniamo alla normalità, dice Elisabetta Casellati Vien dal Mare, presidente del Senato. Appunto, il Covid ferma i lavori del Senato, ieri sospese tutte le commissioni, 2 senatori 5 Stelle, Mollame e Croatti, positivi al Covid, immediati i controlli sanitari e i tamponi. È lite sul campionato, sospendere o no, e poi la svolta della Banca Centrale Europea sull'inflazione. La BCE è pronta a rivedere i propri obiettivi sull'inflazione in linea con la Federal Reserve americana che ha cambiato rotta pur essa. Il target era stato fissato, l'obiettivo nel 2003 sotto la soglia del 2% nel medio periodo. Ora le preoccupazioni sono altre, bisogna crescere, far sviluppare l'economia. Del processo a Salvini si occupa Paolo Mieli in editoriale del Corriere della Sera. I migranti tra silenzi e amnesie. Ci siamo. Matteo Salvini entrerà nell'albo d'oro dei politici italiani transitati per le aule giudiziarie come Andreotti, Craxi e Berlusconi, ma a differenza dei predecessori non ha neanche fatto un onorevole sosta a Palazzo Chigi, senza essere stato Presidente del Consiglio, ma solo Ministro dell'Interno e Vicepresidente del Consiglio. Salvini dovrà rispondere a Catania di avere sequestrato, presumiamo da solo, dice Paolo Mieli con inarrivabile leggerissima ironia, dunque sarà giudicato per avere sequestrato, presumiamo da solo, 131 migranti in attesa di scendere a terra dalla motonave della Guardia Costiera Gregoretti. I profughi maschi, al termine di un viaggio infernale, dovettero aspettare 5 lunghissimi giorni, 27 e 31 luglio del 19. Donne e bambini 2 giorni. Il procuratore di Catania, Zuccaro, aveva chiesto l'archiviazione di questo caso Gregoretti Salvini. Noi tra l'altro, a partire proprio da oggi, 11.30, seguiremo il corposo programma Gli italiani scelgono la libertà di Catania. Catania da oggi fino al 3 ottobre sarà al centro di un confronto con numerosissime personalità su problemi e soluzioni per il futuro del Paese, in occasione anche della vicenda giudiziaria di cui anche Paolo Mieli si occupa e che concerne Matteo Salvini. Quindi dalle 11.30, da mezzogiorno più o meno in avanti, noi avremo ampi inserti e daremo conto di ampia parte di ciò che si svolge a Catania, in diretta naturalmente su RPL. Detto questo, dicevamo, Paolo Mieli si occupa del caso. Il procuratore di Catania Zuccaro aveva chiesto l'archiviazione per Salvini. Un altro magistrato, parlandone con Luca Palamara quando l'ex capo della ANM era ancora in auge, aveva espresso dubbi sull'iniziativa giudiziaria contro Salvini. Ma il presidente dei giudici delle indagini preliminari, Nunzio Sarpietro, è andato avanti con decisione. A me Palamara non lo dice nessuno, ha detto il GIP, che giudicherà Salvini. Il Senato ha concesso l'autorizzazione a procedere contro Salvini per sequestro di persona aggravato e va riconosciuto che Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio di allora e di adesso, è stato assai fortunato, scrive Paolo Mieli nel suo editoriale sul Corriere della Sera. Nessun giudice ha pensato di coinvolgere Conte nella decisione di trattenere quei disgraziati a bordo della Gregoretti in quel lontano luglio del 19. Ugualmente baciati dalla fortuna i colleghi di governo di Salvini. C'è da aggiungere che anche dovesse uscire indenne dalle forche catanesi, altri procedimenti si prospettano per Salvini, sicché sabato 3 ottobre probabilmente inizierà per il leader leghista una vita nuova tra tribunali e toghe, che presumiamo non sarà ininfluente agli effetti della prosecuzione dell'altra sua vita, quella politica. Nel frattempo i migranti,
ove mai a qualcuno stesse tuttora a cuore il loro destino, scrive Paolo Mieli, le cose più sapide sono negli incisi. Questa specie di ironia. Hanno continuato i migranti ad essere trattenuti sui ponti delle navi, anche dopo Salvini. L'Italia giallorossa, sulla scia di quella gialloverde, ha poi stanziato 10 milioni per la Guardia Costiera libica. Zingaretti, il 18 luglio, ha annunciato l'intenzione di verificare, con assoluta inflessibilità, ha detto lui, che con tale impegno implicasse un termine alla condizione infernale nella quale sono costretti a vivere tanti migranti. Ma di quella inflessibile verifica si è saputo poco, diciamo meglio, niente, scrive Mieli. Fortunatamente si batte per la causa dei fuggiaschi dall'Africa un esperto di diritti umani, il greco Iason Apostolopoulos, che, in compagnia del medico Fabrizio Gatti, avrebbe voluto farle lui questo genere di verifiche imbarcandosi sul rimorchiatore Marionio dell'ONG Mediterranea. Apostolopoulos è una figura quasi leggendaria da quando nell'ottobre 2015 ha lasciato il lucroso mestiere di ingegnere per andare a Lesbo ad aiutare i profughi provenienti dalla Turchia. Da allora si è occupato solo di migranti, in centinaia di casi. Ma stavolta si è imbattuto in un italiano d'acciaio, il comandante della Guardia Costiera Donato Zito, che non ha consentito né a lui né al medico Fabrizio Gatti di imbarcarsi, perché ha detto trattasi di due profili che non hanno alcuna attinenza con la tipologia di servizio svolto dal rimorchiatore. Insomma, il comandante Zito ha dato il 2 di picche a questi umanitari. Anzi, il governo non ha sconfessato Zito, anzi ha avallato le sue motivazioni. Si sono levate soltanto le proteste dei radicali Crivellini e Iervolino, più a sinistra Rossella Muroni, Nicola Fratoianni, Matteo Orfini, l'ex 5 Stelle Gregorio De Falco, tutti concordi su un'unica cosa. Dai tempi di Salvini in Italia non è cambiato niente, solo che adesso nessuno o quasi ne parla più. Nel frattempo Alarm Phone ha denunciato che tra il 14 e il 25 settembre 190 persone sono morte in 6 naufragi davanti alla Libia, cioè in 10 giorni. 6 naufragi, 190 morti, ma qualcuno ne ha saputo qualcosa? Secondo la portavoce di Sea-Watch, Giorgia Linardi, il silenzio che avvolge queste storie risponde a una strategia del governo italiano in complicità col resto d'Europa, scrive Paolo Mieli. Tra il governo Conte 1 e il governo Conte 2, dice Linardi, sono cambiate le modalità, i toni, ma non è cambiato l'obiettivo, cacciare le ONG dal Mediterraneo. Salvini a suo tempo, scrive Mieli, voleva i porti chiusi. Il governo attuale, decreto 7 aprile scorso, ha dichiarato i porti italiani non sicuri e, dice la portavoce di Sea-Watch, è quasi peggio. Quanto al cambiamento dei decreti sicurezza, pare che la modifica preveda la revisione delle sanzioni. Ma secondo la portavoce di Sea-Watch, manterrebbe l'approccio criminalizzante verso chi salva vite in mare. A parole, dice l'attivista umanitaria, le nuove policy italiane ed europee menzionano il soccorso in mare. Ma a leggere bene si coglie che l'unico cambio di passo è il rafforzamento di Frontex e dei respingimenti verso la Libia. Le critiche, mosse da radicali, elementi di sinistra varia e rappresentanti di Sea-Watch all'attuale governo ci sembrano esagerate, scrive Paolo Mieli, poi vediamo dove va a parare tra poco. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione. Senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia. La musica scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Insomma, scrive Paolo Mieli nell'articolo di fondo del Corriere della Sera di oggi, a sentire gli umanitari e le ONG e Sea-Watch e compagnia bella, col governo Conte 2 rispetto al terribile Conte 1 e al terribile Salvini non è cambiato praticamente nulla.
Certo sono critiche esagerate, scrive Paolo Mieli. Siamo persuasi che nel suo intimo il presidente Conte sia cambiato dall'agosto del 19. Io la trovo sublime questa sottilissima ironia di Paolo Mieli. Siamo persuasi che nel suo intimo il presidente Conte sia cambiato dall'agosto 2019, quando era insieme a Salvini a mostrare i cartelli, no? Che contro l'immigrazione clandestina. Che bravo che era Conte, anzi che schifoso che era Conte all'epoca, che bravo che è adesso. Siamo persuasi che sia cambiato, scrive Paolo Mieli, che a lui sarebbe sufficiente qualche sollecitazione per dar prova di quanto gli stia a cuore la causa dei migranti. Madonna, che bastardo che è Mieli, in senso diciamo di apprezzamento, sia ben chiaro, cioè gliele tira ben eleganti all'ottimo Presidente del Consiglio. Allo stesso modo non può sfuggirci, scrive Mieli, il più che evidente cambio di passo dell'attuale Ministro degli Interni. La Lamorgese lunedì è stata perfino ricevuta dal Papa, che ha dato evidenti segni di assenso al monito della Ministra a non dimenticare il dramma dell'immigrazione. Quel che si è visto di meno, e ce ne siamo accorti da tempo, conclude Paolo Mieli sul Corriere della Sera, sono le manifestazioni di sostegno alla causa dei fuggiaschi, li definisce così come in Germania Paolo Mieli, da parte del mondo della cultura e delle arti. Dove sono quelli che stigmatizzavano Salvini quando era ministro? Pochi letterati, poche personalità dello spettacolo si sono prodigate negli ultimi e penultimi tempi per premere sul Parlamento affinché vengano presi provvedimenti adeguati al dramma messo in risalto dalla Lamorgese. Ancor meno sono gli scrittori che, sul modello di quello che loro stessi fecero nel 18 e 19, abbiano preso la via del mare per portare un pur minimo sollievo ai disperati in fuga dalle coste africane, così da avere poi modo di scrivere libri su quelle loro sofferte esperienze, scrive Paolo Mieli, meraviglioso. Per buona sorte ci è rimasto, assieme a un modesto numero di compatrioti, il greco Apostolopoulos, che dopo il cambio di inquilino al Viminale non ha modificato la propria sensibilità in materia di migranti. Peccato che Conte, Zingaretti e Grillo non lo abbiano preso a modello, scrive il feroce Paolo Mieli, e sottilissimo oggi sul Corriere, sottilissimo fino a un certo punto, sul Corriere della Sera. Vediamo gli altri titoli rapidamente. I conti segreti del Vaticano, l'abbiamo già detto. Il professore a processo per sesso con l'allieva, lui 60 anni, lei 16, inchiesta nata dalla foto rubata nei bagni della scuola da un compagno che li ha beccati baciandosi. E poi il delitto Vannini, l'omicidio di Marco Vannini fu volontario, condannata tutta la famiglia della fidanzata di Marco Vannini, nella cui casa venne ucciso, 14 anni al padre, 9 anni e 4 mesi alla madre e ai 2 figli. Mentre c'è spazio anche per il primo faccia a faccia televisivo, naturalmente, tra i candidati alla presidenza, Trump e Biden, che si è risolto in una lotta senza esclusione di colpi, ma anche di idee. Su questo c'è un bellissimo pezzettino del nostro Antonino Danna su Italia Oggi di stamani, a pagina 11, dal confronto con la BBC, la RAI, sullo scontro tra Trump e Biden esce con le ossa rotte. E poi c'è anche il riferimento alla bella trasmissione fatta proprio sul confronto Biden-Trump ieri sulla nostra RPL, qui nella rubrica Zoom su Italia Oggi di stamani a pagina 11. Il sapido pezzettino di Antonino Danna sul confronto, su come è stato trattato dalla RAI e dalle altre testate tipo la BBC. Purtroppo la RAI ne esce con le ossa rotte, mentre lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera con l'ultimo titolo: 15 miliardi per la ricerca. Gli scienziati hanno scritto una lettera all'ottimo Giuseppe Conte e l'Italia investe l'1,4% del suo PIL in ricerca. 23esimo posto nella classifica mondiale. In una lettera al Premier Conte, un gruppo di scienziati ha chiesto che l'Italia si adegui agli standard dei paesi più avanzati. Per la ricerca, 15 miliardi in 5 anni è la richiesta. E questo è il titolo, o meglio no, il titolo che chiude la prima pagina del Corriere della Sera. Ci sarebbe la rubrica di Don Massimo Gramellini, ma è troppo sciapa oggi per darne conto, giudizio personalissimo, sia ben chiaro. E andiamo quindi a Repubblica. Repubblica mette in primo piano il Vaticano e lo scontro fra Stati Uniti e Vaticano sulla libertà di fede in Cina. La scelta del Vaticano di dialogare con il presidente cinese Xi Jinping, ma non con Pompeo,
Apre un caso, il segretario di Stato Pompeo a Roma dice no a patti con il regime. Il Papa non lo riceve, giusto appunto, e in compenso scrive alla Cina, a Pechino. Conte e Di Maio commentano con Washington sul 5G. Noi siamo atlantici dopo aver firmato i patti con la Cina. A fare i furboni prima o poi si paga il conto, in questi casi si vedrà. Due monsignori intanto accusano Becciu per la corruzione nella curia. E sempre dalla prima pagina di Repubblica, l'ammiraglio Cavo Dragone, marina militare, lotta ai pirati, cavi sottomarini, così difendiamo l'Italia. C'è un servizio sulla marina militare italiana. Il Senato rischia il lockdown, positivi al Covid 2 parlamentari 5 Stelle. Carlo Cottarelli dice tagliamo la giungla fiscale. Concita De Gregorio si occupa di Mafalda e di suo papà, il disegnatore Chino, che è morto ieri. Addio a Chino, il papà di Mafalda, la bambina che sfida il potere. Ma soprattutto su Repubblica ci sono le prime pagine tutte dedicate al caso diplomatico del Vaticano, le mosse di Francesco e il Dio uno e quattrino. Libertà di fede in Cina, peraltro l'altro tema grosso, è scontro tra Stati Uniti e Vaticano. Secondo Monsignor Gallagher, vicino a Papa Francesco, Trump cerca di strumentalizzare il Papa in campagna elettorale ed ecco perché il Papa non riceve il segretario di Stato americano Pompeo, il quale è in visita a Roma e dice nessuno nel mondo fa schifo come la Cina. La replica metta fine al suo show, dicono i cinesi, dall'ambasciata italiana. Il ministro ricorda quanto faccia Trump per difendere i diritti umani. Intanto Conte e Di Maio hanno detto a Pompeo guardate che sul 5G l'Italia è con l'America, con gli Stati Uniti. Roma rassicura sulla vocazione atlantica dopo l'altolà americano contro Xi Jinping. Ma il Papa, scrive Paolo Rodari su Repubblica, tira dritto. Sarebbe un modo di dire un po' sbagliato, perché tira dritto richiama tutt'altri regimi. Al Papa piacciono non i regimi fascisti, ma i regimi come quello cinese, turbocapitalista comunisti, diciamo così, e punta al negoziato e soprattutto amanti dei diritti umani. Bisogna accogliere gli immigrati in Europa e stare con i dittatori cinesi. Non fa una grinza. Infatti i cinesi, vedi come accolgono gli islami e come trattano gli islamici nel loro paese e come accolgono gente da fuori. Con grandissima disponibilità, con papale franceschiana disponibilità. Comunque Francesco tira dritto e punta al negoziato con Xi Jinping, in difficoltà dopo il virus. Pechino isolata cerca nella Santa Sede una sponda decisiva. Da Roma in partenza una lettera con piena disponibilità alla firma. E a conferma della decisione di Papa Francesco di procedere al più presto col rinnovo dell'accordo con la Cina sulla nomina dei vescovi, in assoluta libertà naturalmente, quelli là stanno liberi. C'è un cretino di 88 anni, il vescovo di Hong Kong, Joseph Zen, che voleva andare a dire al Papa che non è tanto bello fare battaglie di libertà con la pelle degli altri, diciamo così. Però il Papa non lo ha voluto ricevere. Naturalmente ognuno ha la sua opinione, questi sono i fatti. Entro il 22 ottobre, il giorno in cui 2 anni fa l'accordo entrò in vigore, l'accordo fra la democraticissima Cina e il democraticissimo Vaticano, entro il 22 ottobre la missiva, la lettera del Papa sarà sul tavolo del governo cinese che dovrà decidere se controfirmare, cosa molto probabile o no. L'uscita del segretario di Stato americano Pompeo una settimana fa su Twitter con la richiesta alla Santa Sede di un passo indietro non solo non ha fermato l'accordo, ma anzi ha rafforzato l'intesa fra la Cina e il Vaticano. Oggi più che mai, ha scritto non a caso Avvenire, Pechino è disposta a maggiori concessioni con interlocutori criticati piuttosto che benedetti da Washington. Oltre Tevere, le proteste americane sono state anche lette come ritorno dell'opposizione a Roma del mondo cattolico neoconservatore americano. Oggi criticano la politica vaticana verso Pechino, un tempo biasimavano il mancato sostegno di Giovanni Paolo II alle guerre del Golfo. È il paragone che fanno in Vaticano. Durante gli ultimi 2 anni i rapporti della Santa Sede con la Cina sono stati costanti. Negli ultimi mesi la pandemia li ha ulteriormente rafforzati. Francesco, tramite l'elemosiniere Konrad Krajewski, quello che voleva non pagare le bollette altrui, ha inviato circa 600.000 mascherine. Pechino ha risposto con la donazione alla farmacia vaticana di forniture sanitarie in solidarietà del popolo cinese e delle comunità cattoliche a quanti sono impegnati nel soccorso alle persone colpite dal virus. Mascherine cinesi sono arrivate anche a Villa Nazareth.
l'associazione che fu del cardinale Casaroli e dove praticamente è cresciuto ed è stato coltivato il nostro premier Giuseppe Conte. Casaroli, il più convinto propositore di una politica vaticana aperta a chi è lontano, a suo tempo i paesi comunisti. La sua Ostpolitik fu duramente contestata da destra, medesimo destino che subisce adesso Francesco. Scrive Repubblica: la Cina ha bisogno di riaccreditarsi agli occhi del mondo dopo Wuhan. La Santa Sede ne è cosciente, ma non si tira indietro. Nelle sacre stanze sanno quanto Francesco tenga a un viaggio in Cina, il primo papa sulla terra calpestata nel 1500 dal gesuita missionario Matteo Ricci. Così scrive Repubblica sugli ottimi rapporti tra Vaticano e Cina. Poi c'è il caso Becciu, le accuse a Becciu da parte di monsignori pentiti, manovrava soldi e dossier riservati. Sono due gli ex fedelissimi di Becciu che hanno iniziato a collaborare con la giustizia, terremotando il Vaticano. Decisione presa dopo la circolare che li radiava dal corpo diplomatico rimandandoli nelle loro vecchie diocesi. I protagonisti sono Alberto Perlasca, era il braccio destro di Becciu, e Mauro Carlino, per anni segretario personale del cardinale Becciu. Lasciamo anche Repubblica, andiamo a farci un giro sulla Stampa di Torino, che poi è la stessa roba, stessa famiglia, stessi proprietari e il Canagnelli. Stampubblica, che apre con slitta il recovery fund, Italia nel mirino. La Germania annuncia un rinvio di 6 mesi. Viene da ridere. Roma non ci sta e chiede procedure rapide. Si fa presto, scrive Marco Bresolin da Bruxelles, per la Stampa di Torino, si fa presto a dire recovery fund, un po' più complicato tradurre l'accordo raggiunto a luglio dai 27 paesi nei relativi testi giuridici, che è il passaggio indispensabile per poi consentire alla Commissione europea di emettere obbligazioni e trasferire le risorse annunciate alle varie capitali. Insomma, siamo a carissimo amico per quanto riguarda il recovery fund. Chi ci mette le risorse, ciascuno nei propri paesi, è il contribuente, il signor Pantalone, che in Italia è pieno di quattrini da donare allo Stato. L'Italia resta isolata sul recovery fund, si va verso il rinvio del via libera. La Germania getta la spugna, i frugali, i paesi virtuosi dell'Europa chiedono più condizioni per erogare fondi, decisivo il vertice europeo. Carissimo amico, siamo lì. Mentre sempre dalla Stampa di Torino, Pompeo avverte Di Maio, i due ministri degli esteri statunitense e italiano sul 5G. Guardate, cari amici italiani, ha detto Pompeo, che la Cina vi sfrutta per i suoi scopi. Sempre dal primo piano della Stampa, quell'ignobile cimitero dei feti a Roma, il pezzo è di Elena Stancanelli, i diritti negati delle donne. Preferirei di no, ma quando una donna dice no, mica è detto che voglia dire davvero no. Potrebbe ripensarci, magari ha solo bisogno di essere incoraggiata. Ma io preferirei di no davvero. A noi comunque non interessa perché abbiamo deciso altrimenti. Chi abbia deciso altrimenti non è chiaro, scrive Stancanelli. Ieri la direzione generale dell'ospedale San Camillo ha messo un post su Facebook. La questione è quella del cimitero dei feti a Roma, ospedale San Camillo, che ha messo un post su Facebook col quale ha spiegato di non avere responsabilità nella vicenda. Una volta effettuato l'intervento, le attività relative al trasporto, gestione e seppellimento del feto sono di competenza dell'AMA, l'azienda dei rifiuti di Roma. Azienda ospedaliera e ASL non concorrono ad alcuna scelta in merito. Allora saranno stati loro a decidere che, nonostante le donne avessero detto no al parto, quando era stato loro chiesto se volevano dare sepoltura poi al loro aborto terapeutico, non solo no al parto, ma no alla sepoltura, nonostante le donne avessero detto no alla sepoltura dopo l'aborto terapeutico, era il caso di procedere comunque. Quelle donne hanno deciso di andare a vedere il cimitero Flaminio. Hanno trovato tombe sovrastate da croci col loro nome impresso. Un incubo, un film dell'orrore. Qualcuno a loro insaputa aveva deciso di seppellirle per sempre, seppellire la loro colpa, che porterà per sempre il loro nome, così che chiunque voglia farlo potrà additarle, fotografarle, diffondere come crede l'immagine. Dovremmo trasecolare, noi che temiamo che la nostra privacy venga violata se installiamo una app contro il Covid sul telefonino. Fa il paragone molto traballante Elena Stancanelli. Comunque il fatto è questo. Nonostante le donne avessero detto no alla sepoltura del feto abortito, è stato sepolto lo stesso con nome e cognome. Sempre dalla prima pagina della Stampa, Cirio e la notte della Repubblica,
Il commento di Massimo Giannini, il direttore in prima pagina: Alberto Cirio come Aldo Moro, il volto del presidente della regione Piemonte al posto di quello del presidente della Democrazia Cristiana, nella foto simbolo più tragica della storia del terrorismo che ritraeva Moro rapito, alle sue spalle la scritta Brigate Rosse e la stella 5 punte. Un volantino di questo tipo, con il fotomontaggio di Cirio come Aldo Moro, è stato ritrovato a Torino, in corso Regina Margherita, a 2 passi dal centro sociale Ascatasuna. Chiunque lo abbia ideato, realizzato e diffuso, scrive Massimo Giannini, ha compiuto un atto disgustoso e intollerabile, tanto più in questa città che agli anni di piombo, da Carlo Ghiglieno a Carlo Casalegno, ha pagato un altissimo tributo di sangue. Esprimiamo tutta la solidarietà al presidente Cirio, respingiamo questo clima di odio, di intolleranza, di violenza e ricordiamo ai disperati nostalgici della P38 che la notte della Repubblica non tornerà mai più. Infine, sempre dalla Stampa in prima pagina: si toglie la vita a 11 anni, mamma perdonami, seguo l'uomo nero. Il problema è sempre il lupo cattivo, commenta Viola Ardone, quello che un tempo era nascosto nel bosco in attesa di sorprendere Cappuccetto Rosso. La mamma l'aveva messa in guardia, ma lei si era fatta soggiogare dai modi gentili, dalla voce suadente del lupo, scrive Viola Ardone, ma il fatto nudo e crudo più o meno è questo qui. Mamma addio, seguo l'uomo col cappuccio e si uccide a 11 anni, ispirato da un gioco sui social, scrive La Stampa. Prende lo sgabello di notte, si butta dal balcone, non ho più tempo. L'ombra di un challenge, una sfida con la morte. L'ultimo messaggio su WhatsApp: mamma, papà, vi amo, ma devo seguire l'uomo col cappuccio, non ho più tempo. Era da poco passata la mezzanotte, è uscito dalla cameretta per andare in bagno, lungo silenzio, più nulla. Se n'è andato così. Lucas, nome di fantasia, 11 anni. È volato giù dal balcone della sua casa, 10° piano di un palazzo di Mergellina, Napoli, zona elegante della città, nella notte tra lunedì e martedì, lasciando uno sgabello e il telefonino sul balcone, insieme a un dolore immenso tra chi lo amava, un inquietante mistero per tutti, scrive La Stampa in prima pagina. Dalla prima pagina andiamo velocemente alla seconda. Tornando alla questione della manovra di finanza pubblica, la finanziaria italiana, le tasse scenderanno di almeno 10 miliardi, scrive La Stampa. Primo esame in Consiglio dei Ministri, via libera lunedì, 6 miliardi per l'assegno unico, 2 per il taglio del cuneo fiscale. Vedremo. Intanto il Recovery Fund si allontana nel tempo, la Germania non è d'accordo, i frugali fanno eccezione e poi sono 2 pagine che La Stampa dedica al pressing del segretario di Stato Pompeo sull'Italia per il 5G, attenti alla Cina, e allo schiaffo Vaticano all'America. Trump è un rischio per la stabilità. Il segretario di Stato Parolin oggi contesterà al capo della diplomazia americana gli atteggiamenti aggressivi del presidente Trump. Mentre lasciamo anche la prima pagina della Stampa, andiamo a vedere Avvenire, giusto appunto, prima della Verità, di Libero e del Manifesto. Avvenire apre con più tamponi, meno allarmismo, ma anche con un editoriale. Chiedo scusa, Avvenire di oggi in realtà non apre così. Aspettate che ci arriviamo. Questo è un numero, è il numero di ieri. Non si usa più è il titolo di oggi, chiedo scusa. Il governo frena il pressing del segretario di Stato Pompeo su 5G, sicurezza e Cina, e anche il Vaticano chiede che non si strumentalizzi il Papa. Fra Trump e Biden finisce in rissa, ma poi di spalla c'è l'editoriale, dicevamo, non lasceremo mai solo il Papa. In molti, anche tra i credenti, in questi giorni scandalosi si stanno chiedendo, scrive Matteo Liut, se valga ancora la pena di contribuire con le donazioni all'obolo di San Pietro, al quale andranno le offerte raccolte in chiesa domenica prossima per la giornata per la carità del Papa. La risposta è sì, ed è spontanea e vasta, scrive Avvenire. È fuori di dubbio che la vicenda delle dimissioni del cardinale Becciu, delle inchieste in corso sull'uso di fondi nella disponibilità di esponenti della segreteria di Stato, ha gettato un velo di sospetto che non pochi hanno inteso cavalcare, alimentando una narrazione dai toni foschi, centrata sulla solitudine di Papa Francesco. Le ricostruzioni fornite da parecchi media, non supportate in gran parte da dati giudiziari e di pubblico dominio, hanno sfumature diverse, pur suggerendo l'esistenza di un intrigo familiare e l'idea che dentro le mura vaticane agiscano gruppi dediti a macchinazioni di palazzo. Se possono circolare è perché le ombre trovano appigli.
È giusto e naturale sentir crescere l'esigenza di chiarezza, ma comunque il quattrino va dato, in poche parole, scrive l'editorialista di Avvenire. Continuate a donare al Vaticano, dategli i soldi al Vaticano, non lasceremo mai solo il Papa, ma in compagnia di tanti bei dobloni. Lasciamo con ciò la prima pagina di Avvenire. Da Avvenire poi vi segnalo rapidamente, ma per la pagina milanese, la questione dei genitori separati. Adesso diamo un'occhiata, appunto, siamo alla pagina al dorso milanese lombardo del quotidiano di ispirazione cattolica, che si occupa di una questione che riguarda i genitori separati. Negli ultimi 20 mesi in regione, scrive appunto Avvenire, in regione Lombardia, oltre 1,5 milioni di euro a chi si trova in difficoltà, soprattutto sul piano abitativo. A chiedere sostegno in maggioranza donne di età compresa tra 36 e 50 anni, con uno o più figli minorenni. Monti della Lega dice: vogliamo aumentare la disponibilità di alloggi vicino alla dimora dei figli. Borghetti del PD: troppi fondi non sono stati usati. E poi sempre sul dorso lombardo di Avvenire, la corsa elettorale a Lecco, corsa all'ultimo voto, domenica e lunedì seggi aperti per il ballottaggio tra Gattinoni centrosinistra e Ciresa centrodestra. Entrambi gli schieramenti propongono un programma di opere per ridisegnare il capoluogo, Lecco. Ma lasciamo Avvenire e andiamo a vedere La Verità. La Verità di oggi apre una sua prima pagina con un titolo a tutta pagina: metà dei magistrati rischia il processo, la mani pulite della giustizia, piovono incolpazioni, scrive Giacomo Amadori, per chi ha raccomandato i colleghi di corrente, moltissimi, anche stando soltanto alle chat di Palamara. Il nuovo illecito previsto dal procuratore generale di Cassazione può davvero rappresentare il colpo di grazia per il sistema della magistratura in Italia, scrive Amadori. Le spintarelle, le raccomandazioni togate sono a rischio metà dei magistrati, perché la Procura Generale di Cassazione ha fissato un nuovo illecito. Arrivano incolpazioni per chi raccomanda compagni di corrente. Molto ottimista, secondo i punti di vista, ottimista o pessimista, diciamo così, Giacomo Amadori, vaticinando che ci saranno conseguenze pesanti per i magistrati. Vogliamo scommettere che non sarà così, perché si deve trovare comunque una sistemazione a uno dei poteri fondamentali della democrazia. Comunque, scontro Vaticano-America, scrive Lorenzo Bertocchi, l'abbiamo già visto, e poi Maurizio Belpietro: da Tridico ai Benetton, Conte corre lo slalom delle balle. Ma quante balle ci racconta il governo? A giudicare da quelle degli ultimi tempi, parecchie. L'ultima riguarda il presidente dell'INPS, il quale si è alzato lo stipendio dopo aver detto che non l'avrebbe fatto. Giuseppe Conte, di fronte all'indignazione di chi non ha avuto la cassa integrazione, ha detto di non sapere nulla. È possibile che un Presidente del Consiglio non sia sempre informato di tutto quel che accade, anche se in questo caso stiamo parlando del compenso di un signore che guida l'istituto che amministra le pensioni degli italiani. Ma dopo aver preso per buono che i dirigenti dell'ente abbiano ricevuto un incremento stipendiale, la definizione, scrive Belpietro, non è mia, ma del Premier, che quando parla pare una circolare, all'insaputa di Palazzo Chigi si scopre che ad autorizzare l'aumento è stato lo stesso governo. Da Tridico ai Benetton, Conte racconta balle. Il pavoncello che siede a Palazzo Chigi, scrive Belpietro, dice di ignorare l'incremento stipendiale da presidente dell'INPS di Tridico e non agita più la caducazione della concessione autostradale ai Benetton. Anche l'annunciata intesa coi Benetton non era vera. Sembra che la mano destra non sappia cosa fa la sinistra, forse perché lui le tiene prudentemente in tasca per non essere costretto ad assumere decisioni. Presto avremo altre delusioni sui miliardi del Recovery Fund, che forse non saranno così tanti e nemmeno così facili come ci è stato raccontato, scrive Maurizio Belpietro. E sempre dalla prima pagina della Verità, il virus è fra i 5 Stelle, panico in Senato, 2 parlamentari positivi, tra i giallorossi torna alla tentazione della democrazia da remoto, la Casellati si oppone, non se ne parla, a fare il Senato da remoto, intanto il governo litiga sul calcio che per ora non si ferma. E poi Francesco Borgonovo, dagli alla destra, il Lazio, la Campania e il vergognoso doppio pesismo sul Covid in prima pagina e alle pagine interne. Infetti 2 grillini, il panico tra i senatori, ma anche all'agonia per l'epidemia ci va solo la destra. Dopo le condanne giornaliere alla Lombardia cala il silenzio su Lazio e Campania, dove i contagi galoppano.
Sempre dalla Verità poi. Antonello Piroso, il pallone, il calcio con le pezze si vuol vendere ma può finire fuori legge il rebus dei fondi. A pagina 19 l'articolo di dettaglio sui diritti televisivi per il calcio, arma a doppio taglio per la Serie A. Di fronte alla crisi finanziaria delle società di calcio che il Covid-19 ha aggravato, l'offerta dei fondi speculativi è allettante, una pioggia di miliardi subito in cambio di una quota, però andando in quella direzione la governance del pallone rischierebbe di trovarsi fuori legge, scrive Piroso. A chiudere la prima pagina della Verità poi i tunisini che speronano una nave militare italiana, peschereccio inseguito e fermato, i nostri pescatori sono ancora prigionieri intanto in Libia. Se ne parlerà stamani a Zoom con l'ottima iniziativa del deputato leghista, peraltro Lorenzo Viviani, che è stato tra i primi e uno dei più efficaci nel tenere viva la questione su questo punto, sui prigionieri italiani in Libia, i pescatori di Mazara del Vallo. E chiude la prima pagina della Verità la rubrica di Uto Ughi, Beethoven, il titano del suono, più forte della malattia e delle mode, le lezioni di musica. Vediamo anche il Manifesto, il quotidiano comunista. Erano stati uniti è il titolo d'apertura. Il primo dibattito televisivo tra Trump e Biden finisce tra insulti e grande caos. In difficoltà per crisi e Covid, il presidente soffia sul fuoco della disgregazione, si aggrappa all'ultradestra, mentre Pompeo, in visita a Roma, il segretario di Stato americano, litiga col Vaticano e con l'Italia sulla Cina. Trump, leader in declino, scrive Fabrizio Tonello, pronto a qualsiasi follia. E poi Covid meno letale, scrive ancora il Manifesto, contagi in crescita però nel centro-sud. E a Catania 3 giorni di show della Lega sul caso Gregoretti. Noi seguiremo ampia parte di quelle manifestazioni in diretta, come vi ripeto, a partire da oggi, giovedì alle ore 11:30, mezzogiorno circa. E poi per la politica interna il carcere a prova di virus del ministro Bonafede. Qualche problemino nelle carceri italiane ancora c'è, ma dovrebbe rassicurare la strada intrapresa dal ministro Bonafede, che ha detto, indossando una mascherina prodotta in carcere con su scritto "Stop alla violenza contro le donne", che appunto si accinge a affrontare il tema del carcere a prova di virus, scrive il quotidiano comunista. Sulle riforme scontro PD 5 Stelle, rispunta il tema del conflitto di interessi. E andiamo a vedere anche Libero. Prima pagina di Libero, dedicata in tutta pagina alla banda del buco Vaticano. La Guardia di Finanza entra in chiesa, titola Libero, fondi delle elemosine, in teoria destinati ai poveri, usati per comprare case di lusso a Londra. Volatilizzati 454 milioni e i soldi dal conto del Papa, indaga la Procura di Roma per riciclaggio. Intanto gli Stati Uniti avvertono la Santa Sede e l'Italia, mollate i cinesi, vi spiano. 2 pagine dedica Libero a questa questione. Il pezzo principale di Andrea Morigi, fregato $500 milioni al Papa, arriva la finanza in Vaticano, fondi delle elemosine usati per comprare case di lusso a Londra, ispezioni della finanza per individuare i responsabili. La Procura di Roma indaga per riciclaggio, ma Bergoglio, scrive Fausto Carioti, poteva controllare meglio, predica la povertà, aveva 20 milioni sul conto, non ha saputo proteggerli. La morale vale solo per gli altri? C'è anche Salvini in prima pagina sul quotidiano Libero, ma ci arriviamo dopo. Con il lungo pezzo di Filippo Facci, Salvini si prepara alla lotta contro i giudici. Sabato il processo per aver fermato i migranti. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore. Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio. Ti sorprenderà. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ehi, sveglia, sveglia! Chi ha parlato? Sono io!
messo la Digital Radio. Anche in camera mia? Ma non abitavi nella mia auto? Analogico che non sei altro. Per tua informazione, da quest'anno mi puoi ascoltare nelle auto nuove, in casa e dovunque ci sia una radio. Eh sì, da quest'anno dove c'è radio c'è DAB. Ascolta le tue radio preferite con il suono perfetto della Digital Radio e scopri tanti contenuti extra. Sì, però svegliati, Dibidi dobidi dab. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Ed ora che tempo farà? Le previsioni meteo. A tutti buongiorno dal Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori. Si avvicina una saccatura con minimo sulle isole britanniche che porterà a una fase di maltempo. Ad iniziare da questa notte le prime piogge su Ossola e Verbano, nella giornata di venerdì invece precipitazioni su tutta la regione con rovesci e temporali di forte intensità. Sulla fascia alpina nevicate al di sopra dei 2600 metri. La giornata di sabato vedrà ancora rovesci temporali nella notte, associati anche a forti raffiche di vento. Asciutto poi a metà giornata con anche qualche schiarita, ma in serata nuova ripresa delle precipitazioni con nevicate sulle Alpi fino a 1800 metri e localmente anche a quote più basse. La giornata di domenica vedrà una nuvolosità irregolare al mattino con qualche piovasco, ma poi coperto con piogge diffuse. Anche lunedì molto nuvoloso, coperto con piogge diffuse e qualche rovescio più intenso. Sulle Alpi nevicate sempre fino a circa 1800 metri, fresco ma con temperature nelle medie stagionali. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. E intanto torniamo in onda e come al solito apriamo una piccola finestra su quello che accade dopo di noi, saltando però direttamente alle ore 12 con il nostro talk e con un appuntamento molto interessante. Ce ne parla Carola Rossi. Buongiorno Carola. Buongiorno Giulio, buongiorno agli ascoltatori. Annunciamo un po' di novità ancora. Sì. Oggi iniziamo infatti una nuova rubrica che si chiamerà Envisioning. Cosa significa? Envisioning letteralmente vuol dire immaginare, immaginando proprio tecnicamente. Di cosa parleremo? Sarà uno spazio aperto fondamentalmente dove io e Silvia Bernardini, che avrete il piacere di conoscere dopo, che sarà un po' la mia compagna di viaggio in questa avventura, accoglieremo i racconti, le testimonianze di realtà, ma soprattutto di persone che hanno avuto il coraggio, diciamo, di pensare a qualcosa e sono riusciti a portare avanti la loro idea realizzandola. Quindi sarà innanzitutto un'occasione per conoscere start-up, nuove realtà imprenditoriali, eccetera, ma soprattutto vuole anche essere uno spazio aperto a tutti, all'interno del quale daremo anche dei consigli molto pratici. Grazie appunto all'esperienza di Silvia Bernardini cercheremo proprio anche di dare dei consigli, insegnare un po' anche dei processi per riuscire magari ad aiutare quelle persone che magari sono anni che pensano di poter fare qualcosa, ma poi sono bloccati da tutta una serie di dubbi e domande. Banalmente la prima domanda è: come faccio a fare questo? Ecco, quello che vogliamo fare con questa rubrica è anche quello, quindi da un lato accogliere i racconti e storie di realtà che sono riusciti a farlo e dall'altro anche un po' essere una guida, quindi un aiuto anche molto concreto, non sarà una rubrica accademica, ma sarà proprio una rubrica molto pratica. Questo è il punto. Durante il quale... Dicevo Esatto. Carola, questo è l'aspetto interessante della rubrica che parte oggi e che Esatto. si riguarda appunto non tanto il concetto ma la prassi. La filosofia, esatto. Cercheremo proprio il fatto di portare delle case history reali che partono dal nostro territorio, quindi non parleremo delle grandi multinazionali o di quelle realtà irraggiungibili, ma parleremo di microeconomie, di professionisti, cioè di piccoli imprenditori che come tutti noi sono partiti, quindi e capiremo proprio perché in realtà fare qualcosa di nuovo, come tutte le cose, richiede una serie di passaggi da seguire e cercheremo di
far capire anche meglio quali sono questi passaggi. È estremamente interessante, essere utile. molto interessante, soprattutto in un periodo di ripartenza da una grande crisi, aggravata da ciò che sappiamo. Quindi envisioning non significa avere le visioni, significa invece cambiare, innovare. Esatto, infatti ci piaceva l'idea un po' romantica, no? del riuscire a immaginare, ma che poi diventa qualcosa di molto concreto, e quindi questo è quello che andremo a fare. Allora, quindi grazie vi aspettiamo. Carola, grazie, perché dalla iniziativa del talk, dalla tua rubrica è nata anche quest'altra rubrica del giovedì, che appunto si occupa di un tema cruciale da un punto di vista molto pratico, come hai spiegato benissimo tu. Quindi invito tutti a seguire il debutto di questa rubrica Envisioning all'interno di Talk alle ore 12, dalle ore 12 sulla nostra RPL. Grazie mille Carola. Grazie a voi, a più tardi. A più tardi. Intanto alle 9.30, già che ci siamo, la seconda puntata di Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Oggi ci occuperemo di un tema molto interessante. Il tema è quello delle sparizioni. Di che cosa si tratta? Soldi che spariscono, soldi che si creano, sparizioni, apparizioni, come dicevano quelli là, e ce ne occuperemo appunto in dettaglio. Se ne occuperà anzi in particolar modo Claudio Borghi Aquilini dalle 9.30 alle 10:15. I mari dell'economia tra inganni e realtà, trucchi e verità caleidoscopiche, sparizioni, dove vanno i miliardi creati dalle banche centrali? Più tardi con Claudio Borghi Aquilini, mentre alle 10:15 il commento dei fatti del giorno con Daniele Capezzone, e alle 10:35 Zoom di Antonino Danna, oggi largamente dedicato alla questione dei pescatori rapiti in Libia e tenuti e trattenuti in Libia, e poi la Liguria alle 11:30, alle 12 Envisioning, e poi il nostro appuntamento quotidiano Potere al Popolo con Sammy Varin, Dante Cattaneo e Pierluigi Negri, e poi lo speciale filo diretto da Catania, dove si tengono i convegni per il rilancio del territorio in concomitanza col processo di sabato a Matteo Salvini. Questo in estrema sintesi il programma della giornata, mentre noi torniamo a Libero, alla rassegna stampa appunto, dopo una piccola pausa, perché ci prendiamo una pausa musicale sulla scorta dei compleanni dell'1 di ottobre in musica. Giovanni Battista Cirri, violoncello, concerto numero 3 in Re maggiore, opera 14, e ciò che abbiamo ascoltato, un brano, nasceva oggi a Forlì, il 1° ottobre del 1724, moriva sempre a Forlì nel 1808, compositore violoncellista italiano, famoso anche a Parigi e a Londra, suonò a Soli al primo concerto pubblico londinese del 18enne Mozart, e qui l'abbiamo ascoltato appunto nel concerto per violoncello numero 3 in Re maggiore. Torniamo peraltramente appunto ai quotidiani di oggi, eravamo a Libero. Vittorio Feltri, il modaiolo Sala trasforma Milano in un velodromo, non è più una città, non ce l'abbiamo col sindaco Sala, è simpatico, ha dimostrato in Expo di essere abile amministratore, siamo perplessi però per la moda che egli ha incrementato delle piste ciclabili. Ne ha create in numero eccessivo in tutta la metropoli, un caos
Senza precedenti, scrive Feltri, il caso più clamoroso, Corso Buenos Aires, via commerciale, frequentata da pedoni in mezzi di trasporto, l'ultimo dei quali il monopattino usato da scriteriati. Questa strada, ristrettasi a causa degli spazi riservati ai pedalatori, idea idiota, si è trasformata dalla fine dell'estate a ora in un inferno. Non vi si circola più neppure lentamente. È un budello che strangola i milanesi e li costringe a stare in coda per lungo tempo. Nessuno può parcheggiare ai lati, dove imperversano ciclisti che forse pensano di partecipare al Giro d'Italia, ai quali danno manforte gli stupidi del monopattino, allo scopo di impedire una circolazione veicolare fluida. Gli incidenti sempre più numerosi, i geni del comune non prendono provvedimenti, si danno da fare per complicare le cose. Ogni giorno nuove piste della morte. Milano sta diventando un velodromo. Non comprendiamo la ragione per cui Sala si sia innamorato dei pedali, conclude Vittorio Feltri. Forse si è messo in testa di rendere ciclabile anche Monte Napoleone e Piazza Scala, per conferire a Milano connotazioni coloristiche degne di una fiera paesana. Tutti abbiamo nostalgia di Coppi e Bartali, ma rammentiamo a Sala che i campioni citati si disputavano la maglia rosa sulle Dolomiti e sui Pirenei, quella gialla, e non in Corso Venezia. Caro sindaco, conclude Vittorio Feltri, scenda dalla pianta, la smetta di fare il modaiolo che insegue le fregnacce del momento per avere qualche voto in più, che non prenderà, scrive Vittorio Feltri. Intanto, sempre dalla prima pagina di Libero, il governo se ne frega dei nostri pescatori, scrive Pietro Senaldi, 8 connazionali incriminati in Libia. E sempre da Libero, Trump fa rumore, Biden fa pietà, è il commento di Paola Tommasi. Finisce in rissa il duello televisivo tra i due sfidanti per la Casa Bianca. E di nuovo Vittorio Feltri però a chiudere la prima pagina di Libero. Gioco sporco nei confronti dei calciatori infetti, gli sportivi passati da untori, ma se il virus lo prende Zingaretti tutti zitti. Il primo piano sul Vaticano l'avevamo già visto, e poi ancora su Libero dicevamo il lungo pezzo di Filippo Facci su Salvini che si prepara alla lotta contro i giudici. A Catania iniziano i 3 giorni di mobilitazione per l'ex ministro dell'Interno, si annunciano anche le solite contestazioni. Sabato il processo per avere fermato i migranti. Se giornalisti e giudici montano il circo, Salvini si porta dietro il suo. A Catania sarà circo mediatico giudiziario contro circo mediatico politico. Parte di una trasformazione della giustizia e della politica che nessuno ha mai codificato, non si era mai vista, tempo addietro sarebbe stata inimmaginabile, tuttavia c'è. È un pezzo di contemporaneo, poco importa se di circo si tratta, poco importa se una parte degli addetti ai lavori e del pubblico, politici, magistrati, giornalisti e tifosi, fingono di ignorare come ci siamo arrivati, di non conoscere la storia che ci ha portato a un confine dove molti non riconoscono più né la giustizia né la politica. Intanto, a proposito di giustizia, finalmente un magistrato lo ammette, scrive Fausto Cariotti, abbiamo tolto il potere al popolo, questa bellissima locuzione. Chi comanda davvero? Il procuratore Domenico Ai Roma accusa i colleghi magistrati militanti. C'è chi pensa di avere la missione di giudicare la politica e si sente eticamente superiore. È una voce questa di un magistrato che osserva questa questione. Intanto lasciamo anche Libero e andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, che è stato ribattezzato da Dago Spia la Gazzetta di Giuseppe Conte, perché hanno avuto uno scazzo. L'editrice del Fatto Quotidiano, l'amministratrice del Fatto Quotidiano, ha preso una paginona del Fatto di ieri per criticare Dago Spia, che annunciava la vendita delle quote da parte di uno degli azionisti del Fatto Quotidiano che non era d'accordo con la linea e col buco da 1,5 milioni di euro con cui si è chiuso l'ultimo bilancio del Fatto Quotidiano. Replica contro replica, era tutto vero, quello se ne va e vende la sua quota. In ogni caso, e oltretutto il Fatto sarà distribuito da Berlusconi, da una delle società di Mondadori. Questa è un'altra delle novità che confermava nella sua replica l'amministratrice del Fatto Quotidiano. Detto questo, la Gazzetta di Giuseppe Conte come titola oggi, questa è la definizione che ne ha dato Dago Spia, non è sbagliata perché in effetti. Comunque, ecco il sussidistan della Confindustria. Sono 50 miliardi. Il presidente di Confindustria Bonomi accusa Conte e il governo per i troppi sussidi, ma dimentica quelli alle imprese, oltre metà dei 100 miliardi stanziati per la crisi da Covid, scrive
E la Gazzetta di Giuseppe Conte in prima pagina. Il Sussidistan è il rese della Confindustria. Il Sussidistan è la Confindustria medesima, soccorso agli industriali e memoria corta. Più di 50 miliardi. Nella crisi Covid alle imprese è finita oltre la metà degli aiuti e neanche prima andava così male. Sempre poi dal Fatto Quotidiano la frasetta sopra la testata. Il segretario di Stato Mike Pompeo a Roma avverte Italia e Vaticano: non fidatevi del Partito Comunista Cinese, ma è solo la campagna elettorale di Trump in trasferta. Scusate, ma oltre che la Gazzetta di Giuseppe Conte, il Fatto ha anche venature umoristiche non indifferenti. Mentre il virus in Senato, solo lì nessuna fila per i tamponi, mannaggia sta casta. Pontida del Sud antigiudici, costi da 100.000 euro, il raduno pro Salvini, e poi Camorra e Tangenti, altro che martire. Cosentino, l'ex sottosegretario e deputato di Forza Italia, ha altre 2 condanne, quindi è uno schifoso lo stesso, anche se è stato assolto per una. Poi Trump contro Biden, la rissa elettorale, e poi Conte che ha deciso, revoca, Benetton s'attacca all'Unione Europea per le autostrade, 10 giorni ad Atlantia, e poi il decreto interministeriale del draconiano Conte. Ennesimo vertice dopo il no della società dei Benetton alla vendita concordata con Cassa Depositi e Prestiti. Il governo porterà gli atti in Consiglio dei Ministri, ma il gruppo Benetton ora paventa possibili disastri per l'occupazione e spera in un intervento del commissario europeo alla concorrenza. Questi i temi di prima pagina del Fatto Quotidiano. Dal Fatto passiamo al Giornale di Alessandro Sallusti. L'apertura del Giornale: disastro influenza, è il titolo a tutta pagina, in 3 milioni senza vaccino. Nuovo fallimento, dosi introvabili per i soggetti a rischio e l'allarme dei medici. Medici e scienziati giurano che mai come quest'anno il vaccino anti-influenzale, quello normale diciamo, può aiutare soprattutto nella lotta al Covid, ma trovarlo è praticamente impossibile. Nonostante il governo giuri che 16 milioni di dosi sono in arrivo, le farmacie denunciano il ritardo grave. Saranno 3,2 milioni gli italiani a rischio che non lo riceveranno. Anche sul Giornale Trump-Biden, sfida di insulti, è il declino del mito americano, commenta Paolo Guzzanti, pagina 1, pagina 13, quei codici della politica traditi e la decadenza del mito anglosassone. Ma ancora dalla prima pagina la foto del peschereccio tunisino che non si ferma all'Alta e sperona la imbarcazione della Guardia di Finanza. Hanno sparato contro gli uomini della Guardia di Finanza a bordo di un pattugliatore veloce. Lo hanno speronato col loro peschereccio, costringendo i finanzieri a loro volta ad aprire il fuoco. Protagonisti del gesto, pescatori tunisini trovati a gettare reti in acque territoriali italiane. Spari e speronamenti, battaglia navale fra la nostra Guardia di Finanza e il peschereccio tunisino, scrive il Giornale. Su Pompeo respinto il commento di Gian Michalessin: lo schiaffo del Papa, l'ombra del dragone. La lingua batte dove il dente duole, scrive Michalessin in prima pagina su Il Giornale. Dietro l'irritazione vaticana per l'invito statunitense a non rinnovare l'accordo con la Cina sulla nomina dei vescovi, c'è la consapevolezza di quanta ragione abbia il segretario di Stato Mike Pompeo quando ricorda che la Cina è uno dei paesi dove la libertà religiosa è più a rischio. Non a caso i primi a chiedere al Vaticano di rinunciare a quell'intesa sono i cattolici cinesi, scrive Gian Michalessin in prima pagina sul Giornale. Chiedo al Santo Padre di non rinnovare l'accordo con la Cina perché potrebbe minacciare la sopravvivenza della Chiesa in Cina, scriveva Benedetto, un fedele della Cina del Nord, in una testimonianza pubblicata da Asia News, l'agenzia missionaria presente in tutta la Cina. Dietro la testimonianza c'è la rabbia per un accordo che ha reso ancor più capillare il controllo del Partito Comunista Cinese del regime sui luoghi di culto. Ormai non c'è chiesa dove l'accesso dei fedeli non sia controllato da telecamere collegate al sistema di sicurezza. Ancor più coercitivi gli obblighi imposti a preti e sacerdoti costretti ad accettare la supremazia del partito, esercitare solo dentro le chiese, contribuire allo sviluppo del comunismo, evitare i rapporti con gli stranieri, negare educazione religiosa e accesso ai luoghi di culto ai minori di 18 anni. Regole che, ricorda il direttore di Asia News, Bernardo Cervellera, trasformano i sacerdoti in funzionari di Stato. A tutto ciò s'aggiungono le distruzioni di molte chiese, le rimozioni di croci dalle facciate e le violenze fisiche.
Nell'articolo in cui chiede la cancellazione dell'intesa, Mike Pompeo ricorda non a caso la sorte di padre Paul Zhang Guangjun, bastonato e fatto sparire dopo il rifiuto di aderire alla Chiesa controllata dal partito. Un caso portato alla luce non dalla propaganda americana, ma dalla cattolica Asia News di padre Cervellera. Ancor più sconcertante è il silenzio del Vaticano sulle vicende di una Hong Kong dove il 12% degli abitanti è cristiano e dove la presenza cristiana tra le file dell'opposizione è ancor più rilevante. Infatti Pompeo non è il solo a non venir ricevuto dal Papa. Prima di lui è stato tenuto alla porta Monsignor Joseph Zen, battagliero cardinale di Hong Kong, 88 anni, volato a Roma una settimana fa per chiedere a Francesco la nomina di un vescovo pronto a difendere la libertà della sua città. Il Papa non lo ha voluto ricevere. Sempre dalla prima pagina del giornale, le tasse, torniamo a noi, alle nostre saccocce, ora litigano su chi stangare, scrive il giornale. Classe media nel mirino della riforma IRPEF. La fantomatica, tanto attesa riforma fiscale promessa dal ministro dell'economia Gualtieri è in alto mare. Tante le voci che si stanno rincorrendo, ma la più accreditata è l'ipotesi di una riforma alla tedesca dell'IRPEF. Addio scaglioni, le aliquote sarebbero graduali, calcolate con un algoritmo. Gli esperti sono contrari però a un sistema che minaccia di stangare la classe media, già pesantemente colpita dal prelievo fiscale. Dunque, nella maggioranza si apre un'altra crepa dopo quella sui decreti sicurezza, perché il PD era pronto a rinviare la discussione sul MES in cambio del via libera dei 5 Stelle alla cancellazione dei decreti Salvini, ma l'accordo è saltato in extremis. Chiudiamo con il premier Conte, un aggiustatutto per incollarsi alla poltrona, è il commento di Augusto Minzolini. Maggioranza in bilico, governo in panne, scrive Minzolini. Buoni a nulla, capaci di tutto, è il commento invece di Alessandro Sallusti, che riprende l'aforisma di Leo Longanesi: gli italiani buoni a nulla, capaci di tutto, mascherine, banchi e compagnia bella, scrive Alessandro Sallusti in prima pagina sul giornale. Dal giornale vi cito però anche l'articolo di Antonio Signorini, pagina 6, dedicato al tema di cui abbiamo parlato poco fa, il fisco. La classe media a rischio di stangata. Gualtieri sta lavorando alla riforma dell'IRPEF alla tedesca. A decidere l'aliquota sarebbe un algoritmo. La proposta era stata bocciata da Italia Viva, non piace ai 5 Stelle. Il sistema tedesco inutile, dicono gli esperti, quello italiano è già più progressivo. Staremo a vedere cosa ne sortisce fuori. Intanto, sempre dal giornale, Maroni torna in politica nel nome di Varese. Salvini, operazione Sud, scrive Sabina Cottone. L'ex governatore Roberto Maroni corre da sindaco, scrive il giornale, nella culla leghista. Chi candidiamo a Varese? Potresti farlo tu. La proposta di correre come sindaco di Varese è arrivata a Maroni direttamente dal segretario della Lega Salvini durante una serata romana, scrive il giornale con Sabrina Cottone. Nel frattempo era girata voce che Maroni fosse sindaco anche a Milano. Lui spiega che è stato un equivoco, aveva risposto c'è tempo, solo perché rimane convinto che le vere carte milanesi si scopriranno a primavera. In ogni caso adesso è ufficiale, scrive il giornale, Maroni ha accettato di correre per la sua città. Chi sono io per dire Tizio Caio? Decidono i cittadini di Varese, ha detto Salvini, e la sezione ha già detto sì. Varese la culla del Carroccio, tanto da far cambiare idea a Maroni, che della Lega delle Origini è stato uno dei fondatori con Umberto Bossi. Aveva deciso Maroni di lasciare la politica e proprio nel nome di Varese adesso fa il passo indietro di nuovo verso la politica. È un candidato di peso, in grado di zittire, nonostante l'inchiesta per aver favorito una collaboratrice, chi azzardava che Salvini preferisse lasciare la città al PD piuttosto che rafforzare la Lega di Varese, casa di Giancarlo Giorgetti e di Attilio Fontana, per timore di alimentare l'ala nordista ringalluzzita da Zaia, scrive il giornale. Lasciamo il giornale per dare un'occhiata però anche al pezzo di Valeria Robecco da New York su Trump e Biden, insulti e minacce, peggior dibattito della storia, ora nuove regole per le sfide in TV. Continue interruzioni, attacchi personali, il duello scuote il paese. Il tycoon non garantisce il pacifico passaggio del potere e ai suprematisti dice state pronti.
Tutti gli americani sanno di te, Donald. Sei un bugiardo, ha detto Biden, un pagliaccio. Sei il peggior presidente della storia degli Stati Uniti. La risposta: Joe, non c'è niente di intelligente in te, ha detto Trump. Ti sei diplomato come ultimo della classe. Sei un pupazzo in mano alla sinistra radicale. Biden: col coronavirus sei andato nel panico, il risultato migliaia di morti. Ti inietti ancora la candeggina nelle vene? Trump: meglio io in 47 mesi che tu in 47 anni. Non hai mai fatto nulla e tuo figlio è stato cacciato dall'esercito perché era drogato. Per i media americani, scrive il giornale, per i media americani primo round allo sfidante. Sembrato però meno spontaneo e incisivo. Il presidente più pronto ma troppo indisciplinato. Analisti concordi, difficile che questo faccia a faccia abbia spostato voti, scrive il giornale nella pagina degli esteri. Lasciamo anche il giornale e andiamo a vedere velocemente il Sole 24 Ore, il quotidiano della Confindustria, che apre oggi la sua prima pagina con il vaccino. Parte la produzione in Italia. La guerra al Covid ha in Italia uno degli avamposti mondiali ad Anagni, dove la multinazionale Sanofi ha deciso di avviare la produzione del vaccino in collaborazione con un altro colosso farmaceutico, GSK. L'obiettivo è produrre 1 miliardo di dosi entro l'anno prossimo. La distribuzione partirà, se tutto va bene, a metà del 21. Nelle prossime settimane via al lavoro per 400 milioni di fiale di AstraZeneca. Questo è il tema di apertura del quotidiano di Confindustria. Mentre sul Recovery Fund al Sud solo progetti aggiuntivi, dice il ministro per il Sud Provenzano, escludendo il rischio che i fondi del recovery vadano a finanziare progetti già inseriti nell'ordinaria programmazione europea. E intanto lasciamo anche il Sole 24 Ore, diamo un'occhiata pure al Tempo di Roma, quotidiano diretto da Franco Bechis, che apre con un titolo a tutta pagina: stadi aperti, Senato chiuso, strani effetti del virus. 2 parlamentari grillini positivi al Covid, si fermano i lavori al Senato. Dopo 15 positivi del Genoa, il governo alla fine decide che il calcio va avanti lo stesso. Strani effetti del virus, titola il quotidiano romano. Processo in piazza a Salvini, se ne occupa Francesco Storace, vice direttore del Tempo. Il PD, insieme agli estremisti di sinistra, prepara la contestazione a Salvini a Catania. Dalle 11:30 noi seguiremo per i prossimi 3 giorni amplissimamente il programma fittissimo di incontri a Catania. Sabato Matteo, scrive Storace, sarà in Sicilia per la prima udienza davanti al GUP per la vicenda della nave Gregoretti. L'aiuto, tra virgolette, delle femministe, Salvini e i suoi rappresentano un modello permanente di attacco alle donne. Mentre lasciamo anche il Tempo di Roma e andiamo a vedere Italia Oggi, prima del Qui Parlamento tra poco, tra un paio di minuti. Italia Oggi, lo vediamo subito, apre la sua prima pagina con un titolo riguardo le esportazioni, che riguarda le esportazioni. C'è un buco da 1 miliardo. La SACE, l'agenzia di assicurazione delle esportazioni per il commercio estero, a Italia Oggi fa sapere che questo è il flusso annuo di insoluti all'estero non garantiti da strumenti di tutela del credito. Tutto perché manca un decreto del Ministero dell'Economia. C'è un buco da 1 miliardo e oltre sulle esportazioni e le commesse internazionali. Il flusso di insoluti all'estero non garantiti supera il 1 miliardo di euro, dice SACE SPA, e questo accade perché il governo non ha attivato la garanzia di Stato sugli insoluti come previsto dal decreto legge rilancio. Mentre Polonia e Ungheria dicono no al Recovery Fund se condizionato ai diritti lesbo, gay, bisexual, transgender. Tra le condizionalità del Recovery Fund per accedere ai fondi europei c'è anche il rispetto dello Stato di diritto. È stato preteso da paesi del nord Europa, Olanda in testa, che sono in polemica aperta con 2 paesi del gruppo Visegrad, Polonia e Ungheria. Alla Polonia viene rimproverato un uso politico della giustizia, all'Ungheria una politica repressiva sui media. Ma non è tutto. Nella formula Stato di diritto sono compresi anche diritti civili riconosciuti da tempo nei paesi del nord, ma non in Polonia e Ungheria, come i diritti sessuali delle comunità lesbo, gay, bisessuali e transgender. Mentre il pezzo del direttore, la rubrica Il corsivo diritto e rovescio, parte dalla ministra delle infrastrutture Paola De Micheli, che ha inaugurato, scrive
Magnaschi nella sua provincia, il Piacentino, la tangenziale di San Polo, sulla strada ex provinciale fra Piacenza e Carpaneto. Di per sé questa è un'opera trascurabile, si sviluppa per 8 chilometri solo. Ciò che la rende inquietante è il fatto che questa strada così corta e che per di più si sviluppa su un terreno completamente pianeggiante e privo di ostacoli e per la quale esistevano fin dall'inizio stanziamenti necessari, ha chiesto ben 22 anni di tempo per essere realizzata. In Cina una strada di questo tipo richiederebbe una settimana, in un paese europeo 3 mesi. La ministra ha nominato una commissione per capire quali sono le circostanze che hanno rallentato l'opera e proporre la modifica della normativa che l'hanno resa matusalemmica. Lo ha fatto la ministra questo? No. Se non opera in questo modo, il paese sarà sempre in crisi, conclude. Magnaschi e i posti di lavoro saranno solo di navigator mantenuti. Ma mantenuti da chi, se l'economia viene strozzata? Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche RPL, canale 740. La tua radio. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione. Senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia. La musica scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ho un sentimento che si chiama blues, oh mio Dio, da quando la mia bimba mi ha detto goodbye, oh signore, io non so cosa farò, tutto quello che farò è sedermi e piangere, oh mio signore. Love Sick Blues, il blues del malato d'amore che abbiamo ascoltato, sempre con questa musica che dà l'idea dell'ironia del Paolo Mieli di prima, dell'editoriale del Corriere della Sera. E comunque ottobre, 1 ottobre nasce Cliff Friend, nasce però nel 1893 a Cincinnati, Ohio, Stati Uniti, muore nel 74, era un compositore e pianista, compositore di blues e di canzoni molto famose, componente dei Tin Pan Alley,
scrisse molte hits, molti pezzi famosissimi come questo Love Sick Blues, il blues del malato d'amore. Oh signore, cosa farò? Alla Paolo Mieli naturalmente. Allora, alle 9.15 abbiamo il nostro qui Parlamento con Benedetta Fiorini, segretaria della Commissione Attività Produttive. Partiremo dal capitolo delle fiere, un capitolo che muove un sacco di soldi in Italia, più di 45 miliardi di euro. Intanto però torniamo a Italia Oggi. Pagina 2, vi segnalo il pezzo di Domenico Cacopardo con questo titolo saettante: il Vaticano è l'ultima satrapia esistente, dove un cardinale viene condannato senza processo, scrive Domenico Cacopardo, che è anche autore di un altro commento a pagina 4 sul Recovery Fund. Regioni e comuni in pista, sono loro, con imprenditori e sindacati, che possono riempire di contenuti i piani da presentare all'Unione Europea. Una svolta che potrebbe aumentare la credibilità italiana. Il tracollo elettorale grillino, che per ora e per poco non si è trasformato in diaspora parlamentare e in dissoluzione del movimento, ha modificato in pochi giorni l'atteggiamento di Giuseppe Conte, che da cane da riporto dei grillini, scrive Cacopardo, ha incominciato a guardare a un nuovo padrone, per il momento limitandosi a fiutarlo e ad assecondarlo. Così Cacopardo con metafora canina rispetto al governo Conte, mentre sempre da Italia Oggi vi segnalo anche l'articolo, anzi l'intervista, come sempre interessante, di Alessandra Ricciardi a Paolo Gasparini, ordinario di genetica all'Università di Trieste, direttore dipartimento diagnostica avanzata del Burlo Garofalo ospedale, sugli anticorpi e il Covid. Gli anticorpi scompaiono presto, questa è una notizia non tanto bella, lo dice Paolo Gasparini, ordinario dell'Università di Trieste. Il 17% era positivo al test Covid. 3 mesi dopo, meno dell'1% aveva ancora gli anticorpi, che scompaiono presto. Attenzione, la sovrapposizione di influenza stagionale e Covid su un numero consistente di individui creerà indubbiamente confusione. Soprattutto, dice il professor Gasparini, tra i bambini, per i quali sarebbe opportuno ricorrere a test rapidi, ma occorre attrezzarsi per riuscire a fare uno screening di massa. Mi auguro proprio, dice il professor Gasparini da Trieste, di non dover rivivere quanto è accaduto a marzo e aprile. Un nuovo lockdown avrebbe un effetto devastante per la tenuta psicologica di milioni di persone. Noi medici siamo più preparati, le strutture meglio organizzate, non saremo colti alla sprovvista. L'intervista è breve ma è succosa e purtroppo non rassicurantissima. I conti del Covid non tornano, potrebbero essere milioni gli italiani già contagiati non rilevati dagli screening sierologici ufficiali. Perché? Perché gli anticorpi spariscono in pochi mesi nella quasi totalità dei casi. Soltanto l'1% dopo 3 mesi aveva ancora gli anticorpi tra quelli che avevano positività. Una ricerca in tal senso, la prima di questo genere, è stata effettuata all'ospedale materno infantile Burlo Garofalo di Trieste, testando tutti i dipendenti. Risultati: ad aprile il 17% era positivo al test. Dopo 3 mesi meno dell'1% aveva ancora gli anticorpi. Il dato apre scenari nuovi sull'efficacia del vaccino. Un vaccino arriverà, ma dovremo abituarci all'idea che periodicamente dovremo fare i conti col virus, dice il professor Paolo Gasparini. Quanto ai 720 dipendenti testati tra aprile e luglio, una prima mappatura, dice Gasparini, è stata fatta con un kit specifico a ridosso del periodo clou dell'epidemia, tra fine marzo e inizio aprile. Scoprimmo che il 17% del totale dei dipendenti dell'ospedale, in questo caso il Burlo Garofalo di Trieste appunto, era positivo, aveva sviluppato anticorpi. In molti casi persone asintomatiche o paucisintomatiche. La positività è stata una sorpresa. Differenze fra medici e amministrativi: una percentuale più alta di positivi era tra i sanitari, 20%, più bassa tra gli amministrativi, 10%. Cosa è venuto fuori nella seconda mappatura, fatta tra fine giugno e inizio luglio, sullo stesso campione, con lo stesso kit specifico, poi convalidato da metodi riconosciuti? Ebbene, gli stessi usati per l'indagine epidemiologica dell'Istat, tra l'altro. Cos'è emerso? Che dopo 3 mesi la percentuale di persone positive agli anticorpi era meno dell'1%. Cosa significa?
Questo significa che la quantità degli anticorpi si riduce drasticamente nel tempo. Io stesso, che avevo scoperto di essermi ammalato, ora non sono più positivo al test. Posto che a luglio le stime Istat indicavano 1,5 milioni di persone circa contagiate, quale potrebbe essere il numero reale di persone ammalate? Certamente il dato Istat, dice il professor Gasparini, è sottostimato. La rilevazione è stata fatta quando gli anticorpi cominciavano a scemare a fine maggio. Inevitabilmente la ricerca ha fotografato la punta di un iceberg, ma non dà contezza della realtà di quanto accaduto tra marzo e aprile scorso. Se dovessimo prendere il dato del solo contagio degli amministrativi dell'ospedale Burlo, del 10%, potremmo dire che circa 6 milioni di italiani si sono ammalati. E poi dopo 3 mesi però non hanno più gli anticorpi, questo è il punto. Ma sul territorio il contagio si è mosso in modo diverso, fare stime è molto difficile. I vaccini sono costruiti per scatenare risposta immunitaria forte, ma quanto duratura lo si vedrà. Insomma, con il virus è proprio vero che dobbiamo imparare a convivere. La diffusione è stata tale in tutto il mondo che anche quando avremo il vaccino dovremo tornare periodicamente a farci i conti con questo virus. Preoccupato, professore, per la risalita della curva e l'avvicinarsi dell'influenza? La sovrapposizione, risponde il professor Gasparini, di influenza stagionale e Covid su un numero consistente di individui creerà confusione, soprattutto tra i bambini. Per loro sarebbero opportuni test rapidi, ma occorre attrezzarsi per screening di massa. Conclusione del professor Gasparini, ordinario di genetica a Trieste, direttore del Dipartimento di Diagnostica Avanzata dell'ospedale Burlo Garofalo. Mi auguro che non rivivremo quanto accaduto a marzo e aprile. Un nuovo lockdown sarebbe devastante per la tenuta psicologica di milioni di persone, ma noi medici saremo comunque più preparati in ogni caso. Intanto, sempre da Italia Oggi, facciamo in tempo a citare ancora in primo piano il pezzo di Federico Ferraù da ilsussidiario.net, accompagnato, come dicevo prima, dall'ottimo, breve e sapido pezzo di Antonino Danna, che si occupa anche della nostra RPL e del dibattito sul confronto Biden-Trump. Con il professor Curini è andato in onda ieri, qui sulla nostra radio. L'altro pezzo di Federico Ferraù sugli Stati Uniti, una società spaccata che va alle elezioni con l'intento non di battere ma di annientare l'avversario politico. I democratici alzano i toni per indurre i giovani a votare. Il pezzo di Ferraù è in realtà una conversazione con Chris Foster, statunitense, una vita nei mercati finanziari. E ci congediamo da Italia Oggi con Roberto Giardina da Berlino. I medici tedeschi sono razzisti? È l'accusa che muovono loro i pazienti che provengono dai paesi del sud, Italia compresa, ma spesso i medici tedeschi sono solo meno indulgenti e più rigorosi. Spesso Herr o Frau Doktor non è un razzista, ma è convinto che il paziente venuto dal sud è uno scansafatiche che si inventa un doloretto per non andare al lavoro, o è un nevrotico malato immaginario, o viene in studio per conversare con un medico che ha altro da fare. Non è solo razzismo, diciamo così, scrive Roberto Giardina. Sul sito degli italiani a Berlino continua a leggere disperate ricerche di aiuto. Chi conosce un medico, un dentista, un pediatra che parli l'italiano? Basterebbe consultare l'elenco messo in rete dall'ambasciata, ma non voglio fare ironia, scrive Giardina. Capisco il timore di non saper spiegare il male di cui si soffre. Comunque tutti i medici in Germania per laurearsi hanno dovuto studiare il latino. L'incomprensibile Leberzündung è una hepatitis e così via. Chi vive a Berlino o altrove però e proviene dal sud, Italia, Grecia o Spagna, potrebbe risultare affetto da un morbus mediterraneo. Se è turco, morbus Bosphorus, mali che a quanto pare affliggono solo gli europei meridionali. In altre parole, Herr o Frau Doktor è un razzista, convinto che il paziente venuto dal sud è uno scansafatiche o un malato immaginario. Lo denuncia Ernst Girth, che è da febbraio il responsabile antirazzismo della Landeskammer, la Camera regionale dei medici in Assia, il primo in Germania con questo ruolo. Gli arrivano giornalmente denunce da parte di pazienti che si sentono discriminati perché stranieri. Alcuni specialisti rifiutano i pazienti stranieri per non perdere tempo o perché temono di non capirli. La Frankfurter Allgemeine riporta il caso di una signora musulmana che ha accompagnato il figlio, ventenne, da una dottoressa per valutare i danni riportati in un incidente stradale e ottenere il risarcimento assicurativo. Frau Doktor ha chiesto al giovane di spogliarsi, lui non avrebbe voluto.
La dottoressa è diventata autoritaria. Madre e figlio l'hanno denunciata. Problemi di comprensione. Per la dottoressa tedesca non è normale che un uomo di 20 anni si faccia accompagnare dalla mamma o che sia pudibondo se lo visita una donna. In altri casi i medici non sopportano che i mariti vogliano accompagnare le mogli a essere presenti alla visita. Gli stranieri sono anche nervosi perché non padroneggiano la lingua e non sono abituati ai medici tedeschi, più spicci e meno disposti agli scambi confidenziali. Finito il lockdown, sono andato da un mio medico che conosco da 15 anni per una visita di controllo, racconta Roberto Giardina dalla Germania. Quando è entrato nello studio gli ho chiesto come stava e lui si è sorpreso. Non me lo chiede mai nessuno, mi ha detto. Warum nicht? Perché no? Ho replicato, ma lui era soddisfatto. La sensibilità al dolore è uguale per tutti, dice la sociologa Levicki, ma c'è la tendenza a valutarla in base al livello sociale o all'etnia del paziente. È un errore. Insomma, un laureato è più stoico di un operaio? Un prussiano più stoico di un siciliano? Per un pregiudizio, i medici tedeschi ritengono che i pazienti del sud esagerino i sintomi, anche senza un secondo fine. Un errore nella diagnosi potrebbe avere gravi conseguenze. Per valutare le condizioni di uno straniero servirebbe più tempo, invece vengono congedati con rapidità. Afferma Girth, il razzismo comincia quando ci si rifiuta di confrontarsi con uno sconosciuto. Per i medici, conclude Giardina su Italia Oggi, dopo una giornata intensa, è un problema essere pazienti con qualcuno che non capisce o è diffidente e alcuni perdono la pazienza. Se sbagliano possono ricevere un'ammonizione, se insistono rischiano la sospensione. Così Roberto Giardina da Berlino, come sempre sapido, su Italia Oggi. Intanto vediamo se apriamo la nostra rubrica. Ah, ecco, abbiamo sbagliato. Chi ha sbagliato il numero? Qualcuno ha sbagliato il numero. I numeri sono una cosa importante. Si danno i numeri, si controllano i numeri, si fanno i numeri. In soldoni abbiamo la rubrica? Sì? No? Or dunque? Ah, ecco, devo darlo io il numero. Quindi facciamo un po' di musica, amici. Musica, maestro. Qui Parlamento. E intanto abbiamo così ascoltato Vladimir Samoilovich Horowitz, anglicizzato in Vladimir Horowitz, nato anche lui il 1 ottobre, cioè oggi, ma del 1903 a Kiev, in Ucraina, morto a New York nell'89. I nostri compleanni in musica ci hanno condotto alla figura storica di questo pianista e compositore ebreo-russo naturalizzato statunitense. Qui abbiamo ascoltato il primo brano delle scene infantili di Robert Schumann, interpretato appunto da Horowitz, il primo brano di Persone e di popoli stranieri, si intitola così, il primo brano delle celeberrime scene infantili di Schumann. Il tutto per introdurre mirabilmente la nostra conversazione con Benedetta Fiorini, deputata eletta a Sassuolo e segretario della Commissione Attività Produttive della Camera, che saluto e che è nuovamente con noi e la ringrazio. Buongiorno Fiorini, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, prima di parlare dell'argomento sul quale lei è intervenuta, facendo il punto su un settore che poi vedremo essere un settore veramente importante ai fini più generali dello sviluppo dell'economia del Made in Italy del nostro paese, delle esportazioni.
io vorrei partire da un argomento del quale abbiamo parlato anche la scorsa settimana, cioè quello delle opere pubbliche, sulla scorta di una piccola nota, una rubrica molto sapida come sempre tutti i giorni su Italia Oggi, a cura del direttore Pierluigi Magnaschi, che parte dalle sue terre più o meno fiorini, ovvero dal fatto che la ministra per le infrastrutture Paola De Micheli ha inaugurato nel Piacentino la tangenziale di San Polo. Noi avevamo parlato delle opere che riguardano il territorio, Galliano Sassuolo, esatto, la Cispadana, la volta scorsa, esatto, e che sono ancora lì dopo tanti anni. Ebbene, la ministra De Micheli ha inaugurato nel Piacentino questa tangenzialina di San Polo fra Piacenza e Carpaneto di 8 chilometri, no? Un'opera che anche l'esperto Magnaschi definisce, il direttore di Italia Oggi, trascurabile, perché appunto è molto piccola. Ma il fatto più inquietante è che questa strada così corta, che si sviluppa su un terreno completamente pianeggiante e senza ostacoli, per la quale esistevano gli stanziamenti fin dall'inizio, ha richiesto ben 22 anni di tempo per essere realizzata. Quindi le opere delle quali abbiamo parlato l'altra volta, beh, insomma, se ci vogliono 22 anni per fare una cosa facilissima di 8 chilometri, campa cavallo. La ministra, si domanda il direttore di Italia Oggi, avrà nominato una commissione per capire per quale motivo è stata rallentata l'opera e quindi intervenire sulla normativa che l'ha resa matusalemmica? Io credo di no, ma qua crediamo di no tutti, e non si esce mai da quello che in Lombardia si chiama il campo delle 100 pertiche, cioè si continua a percorrere lo stesso territorio senza uscirne mai, o no? Fiorini. Guardi, le ricordo che volevo ricordare anche a chi ci ascolta, perché comunque magari non tutti conoscono queste infrastrutture, la Campo Galliano Sassuolo, di cui abbiamo parlato anche l'altra volta, sa da quanti anni è che l'aspettano? Da più di 30 anni. Anzi, ci sono alcuni imprenditori, alcune persone, cittadini del Modenese che dicono addirittura 35 anni. Quindi, ormai alzo le mani, dopodiché però noi continuiamo a combattere, a richiedere anche risposte, richiedere atti concreti e fatti concreti. Dopodiché se il ministro vuole finalmente realizzare un'opera nella sua città, ben venga, ma che si occupi anche di tutta l'Italia, perché non è ministro solo esclusivamente di Piacenza. Quindi noi nel frattempo abbiamo depositato l'ennesima interrogazione richiedendo anche le motivazioni di questi tempi allungati, e cerchiamo di spronare e quindi fare la nostra parte di opposizione, perché purtroppo non siamo al governo, quindi di richiedere di realizzare queste opere, queste infrastrutture strategiche, fondamentali per tutti, per il nostro paese, per il sistema paese, per il sistema produttivo, per tutti i nostri cittadini. Non possiamo pensare di avere uno sviluppo senza infrastrutture. Allora, questo è il punto, e veniamo al punto invece che lei ha sottolineato proprio ieri, che è quello, dicevo prima, delle manifestazioni fieristiche, delle fiere. Non stiamo parlando di quelli che vendono il sapone o l'unguento miracoloso, ovviamente. Stiamo parlando di un settore che genera un movimento e che genera affari per 60 miliardi di euro all'anno circa, no? Calcolati all'ingrosso. È un settore chiave, come lei ha giustamente sottolineato, ne parlava anche il Sole 24 Ore una decina di giorni fa, in un focus come settore strategico dell'economia e del Made in Italy. Lei se l'è presa col presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini, Fiorini, perché? Perché io le ho detto, come ho scritto nel comunicato stampa, finalmente ha avuto un sussulto e meglio tardi che mai si è accorto di questo settore completamente strategico, fondamentale per la ripartenza, perché ripetiamo, le fiere, come ha detto giustamente lei, hanno un giro d'affari di circa 60 miliardi di euro. Quasi il 50% è rivolto all'export, quindi del Made in Italy. Parliamo soprattutto di un indotto e di più di 1000 fiere all'anno. Sono circa, io le voglio dare qualche numero giusto per far capire anche a chi ci ascolta, sono 240 saloni internazionali, sono 230 fiere nazionali, sono 450 regionali e locali, fiere che toccano vari settori, dal tessile allo sport, all'hobby, al food, all'ospitalità, alla meccanica, ed è uno di quei settori più colpiti da il Covid, perché ha fatto un meno 100%, sono stati completamente fermi, bloccati, e c'è un indotto importantissimo e migliaia di persone che lavorano e che stanno richiedendo e chiedono anche di poter ripartire e di essere
e di avere anche un aiuto, perché in questi mesi non hanno potuto fare nulla. È considerato uno dei driver più importanti e strategici, proprio come ho detto prima, di tutto l'export, di tutta anche la parte economica. Non si può, come ho detto prima, pensare allo sviluppo, alla ripartenza del nostro paese se non si parte e non si tiene in considerazione il settore delle fiere. Io mi confronto, non dico quotidianamente, ma settimanalmente con l'associazione di categorie. Sì. Cerco di capire anche dove poter intervenire e non intervenire. Con anche altri colleghi alla Camera abbiamo presentato emendamenti e stiamo cercando anche di ascoltare e dare anche delle proposte concrete. Quindi bisogna sostenere gli operatori, bisogna favorire l'incoming, bisogna fare anche una comunicazione anche a livello nazionale e internazionale per far capire quanto è importante anche far ripartire questo volano. E poi le dico solo un dato: sì. Una fiera ha un fattore di moltiplicatore di 10-15, cioè vuol dire che ogni euro speso ne porta 10 in termini di produzione industriale ed indotto. Io quando ero una studentessa ed ero all'università, era una studentessa come molti altri che lavorava, e ho lavorato anche nelle fiere, quindi le ho proprio vissute. Quando andavo da Reggiana, andavo a fare le fiere a Bologna, mi rendevo conto che la città cambiava completamente volto, perché quando arriva una fiera internazionale, e parlo, non so, posso accennarle anche il Cosmo, proprio della Cosmesi, il Certaie, proprio come abbiamo parlato l'altra volta del comprensorio ceramico, sì. Ma anche magari a Parma il Cibus o il Salone del Mobile a Milano. Certo, il Mido per gli occhiali. Esatto, il Vinitali a Verona. Ecco, le città cambiano e quando si muovono, e comunque gli hotel si riempiono, i ristoranti si riempiono, un indotto impressionante. Ecco, noi abbiamo fatto la richiesta di istituire un fondo anche a sostegno di questo comparto, a sostegno anche degli addetti che lavorano nelle fiere, un fondo di 600 milioni. L'ordine del giorno era stato approvato e anche in audizione con il ministro Di Maio ha parlato dell'importanza finalmente di queste fiere. Ieri Bonaccini ha detto che andrà a battere i pugni sul tavolo per portare avanti le istanze di questo settore. Io gli ricordo... Insomma, diciamo la verità, questa storia del battere i pugni è una metafora che veramente da cittadino non sopporto più. Il primo che mi dice ancora vado a battere i pugni... Esatto. Capisce che questo governo è un governo in ritardo su tutto. Quindi va bene, però adesso basta parlare, abbiamo bisogno di fatti. Siamo già in ritardo su tutto. Il fattore tempo è fondamentale. E quindi noi siamo qui e stiamo lavorando quotidianamente per fare proposte, per cercare di ascoltare e di portare anche al ministro e comunque al governo delle proposte concrete. Adesso vediamo che cosa fanno loro. Ecco, lei Fiorini, abbiamo veramente un minuto prima di salutarci, il tempo è esiguo, sì. Però le volevo chiedere questo: lei ha una formazione e anche una prassi professionale largamente indirizzata al mondo dell'impresa, no? Oltre che della comunicazione. Ecco, lasciando perdere questo aspetto della comunicazione e andando invece al mondo dell'impresa da un punto di vista molto pratico, senza enfatizzare i problemi, perché ormai veniamo fuori, credo, da un'epoca, da un periodo lunghissimo nel quale tutti a gridare che tutto va male, eccetera, eccetera. Uscendo dalla retorica del tutto andrà male, con uno sguardo molto empirico e molto pratico al suo orizzonte di riferimento, l'impresa, l'economia, che ottobre vede? Perché oggi c'è Marco Travaglio che sul fatto dice meno male che è passato sto settembre, perché tutti dicevano peste e corna, staremo malissimo eccetera, invece siamo ancora qua e arriviamo a ottobre, meno male, perché tutti prevedevano il peggio, i disordini sociali, la crisi economica, le cavallette. Sì, ma noi non parliamo perché siamo dei negativi, quindi dei gufi, dobbiamo parlare tanto per fare. Io guardo i numeri che mi vengono dati anche dalle varie associazioni di categorie, dai vari ISTAT, e purtroppo devo fare un'analisi. Quando faccio un'analisi dico che l'Italia che lavora e che produce vuole ripartire, ha voglia di ripartire e non si vuole fermare, però gli dobbiamo dare la possibilità e i mezzi. Ed è un dato di fatto che questo governo è in ritardo su tutto e quindi cerca di posticipare e non dà delle risposte adesso, ma è adesso che dobbiamo intervenire. Come le dicevo prima, è fondamentale fare
un piano industriale a lungo termine, avere una strategia di paese, cioè noi dobbiamo lavorare insieme per il bene del nostro paese. Dobbiamo salutarci qua, ci risentiremo presto. Io ringrazio Benedetta Fiorini, segretario Commissione Attività Produttive della Camera. Buona giornata, buon lavoro Fiorini, grazie. E tra poco Scuola di Magia, puntata numero 2, Sparizioni con Claudio Borghi Aquilini. Qui Parlamento. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o